grazie di essere qui alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Lascio la parola a Regina per la presentazione della serata. Grazie. Tutte le nostre conferenze del 13 e alcune anche extra 13 le trovate nel nostro canale YouTube, perché so che questa sera ci sono persone venute da lontano, infatti sono contentissima, benvenuti a tutti anche. E se vedete magari che facciamo degli incontri a cui vorreste partecipare ma siete troppo lontani, sapete che poi trovate tutto online. Questa sera abbiamo Stefano Re. Io l'ho conosciuto su Facebook, onestamente, non sapevo chi fosse, anche per un po' non riuscivo a capire cosa facesse esattamente, però leggevo dei post che dicevo, caspita sì, è vero, no? Avete presente quando voi avete un pensiero, però non riuscite a formularlo e trovate qualcuno che proprio in un modo semplice e chiaro riesce a scriverlo oppure a dirlo? Ecco, questo è stato il mio incontro con lui. Poi, grazie a amici in comune, il suo destino e quello della Salus Bellatrix si sono incontrati e questa sera eccolo qua. Comunque vi consiglio di andare a vedere il suo curriculum perché veramente non sembra neanche reale, sembra uscito da un fumetto. Non so, io da piccola leggevo Nick Ryder, Ronnie Ross, Giulia, no? E eccolo qua, un criminologo in carne ed ossa. No, non sono criminologo. Sì. Dopo lo dico. Per i profani puoi essere un criminologo, dai. Poi dopo un po' allimi un pochino. E ha studiato criminologia, il suo percorso viene giusto dalla criminologia applicata. Ho lavorato. Sì, si è specializzato negli interrogatori, dicevi? Tecniche di interrogatori. Tecniche degli interrogatori, d'accordo. E questa sera è qui per parlare, farà un'introduzione sulla metacomunicazione e le sue applicazioni, d'accordo? Poi la serata non prevedeva inizialmente l'argomento vaccini, solo che da un punto di vista comunicativo mi sa che saremo costretti a fare un excursus, giusto? Vedremo insieme adesso. D'accordo, adesso vi lascio a lui e buona serata a tutti. Sì, è acceso, si sente. Sì. Vabbè, grazie di essere qui, io sono Stefano Re, tutto quello che si poteva dire è già stato detto e anche molto di più di quello che si poteva dire perché in realtà io non sono criminologo, ho lavorato in criminologia applicata, quando mi sono laureato io parecchi anni fa qui in Italia la possibilità di laurearsi in criminologia c'era solo a Bologna, io stavo a Milano, non è che ero proprio comodissimo, quindi mi sono laureato in realtà in procedura penale, in scienze politiche. Ho fatto una tesi di criminologia applicata e poi ho lavorato per parecchi anni in criminologia applicata. Questo lo dico solo perché sapete poi spesso è facile che si dica uno si definisce così, allora lo definiscono così, dicono criminologo, poi scopri non è criminologo, era un truffatore, no? Questo tipo di atteggiamenti, è che è una delle cose di cui tra l'altro magari poi riusciremo in qualche modo a parlare, cioè come a volte noi utilizziamo dei concetti o delle formulazioni che sono convenzionali e le rendiamo sostanziali, commettendo un errore molto grave, che non è solo un errore semantico. E questa è una delle cose di cui spero adesso avremo occasione nella serata di andare ad approfondire, cioè di come la semantica, cioè l'utilizzo della parola, del linguaggio, ma anche di altre forme di comunicazione, non è solo comunicare dei concetti. Di fatto e questa è proprio la parte iniziale con cui adesso vorrei introdurre la serata, creare una realtà. Anzi, prendo direttamente la palla al balzo, visto che in qualche modo è entrato in questo discorso della qualifica, dell'immagine convenzionale, di come questa poi ha degli aspetti che sfuggono, ma controllano il processo di creazione della realtà. I più attenti tra voi forse avranno notato che indosso una maglietta, cioè non una giacca, una cravatta, una camicia. Normalmente, a parte il fatto per tutti gli anni in cui ho lavorato in criminologia applicata, era obbligatorio, cioè non era neanche ipotizzabile non avere addosso giacca, cravatta, pantaloni, ma c'era addirittura una precisa piccolo arcobaleno di colori che potevano essere utilizzati, che andava dal grigio topo
al blu scuro scuro, cioè, non c'era un altro modo, dovevi stare dentro quei margini lì, le cravatte non potevano avere fantasie, eccetera eccetera. Figuratevi che a certe riunioni, siccome io ho l'aria un po' giovanile, sembro un po' più giovane degli anni che ho, e allora sembravo proprio un bambino, e mi costrinsero a prendere degli occhiali con il vetro finti, no? per sembrare un po' più anziano, perché no, non è uno scherzo, c'è stato un episodio buffo a una riunione, addirittura mi dissero una cosa tipo: ma lei perché vuole entrare qui? E dico: guardi, dovrei parlare con, sono uno dei relatori, no? Pensavano che fossi minorenne, c'è un ragazzino no, sul serio. Per cui cosa diciamo, volevo provare a mettere a fuoco riguardo al significato convenzionale e strutturale, procedurale delle cose. Quando pensiamo a una persona in giacca e cravatta che ci parla, automaticamente attribuiamo a quello che ci dice un significato diverso rispetto a quello che ci dice se ha una maglietta. Normalmente l'abito, cioè il tipo di abbigliamento che si usa, è funzionale alla funzione che si svolge. Per cui se io sono un guerriero medievale, vado in battaglia, se ci andassi con un tanga ho molte meno possibilità di svolgere quel tipo di attività sopravvivendo che se ci vado in armatura. Per cui normalmente se io fossi un guerriero medievale andrei in armatura in battaglia. Se io devo fare sport, giustamente mi vesto in maniera che il mio corpo possa respirare meglio, traspirare meglio, i miei movimenti siano più liberi, eccetera, eccetera. Se necessario addirittura con quel tipo di cose che si mettono, tipo quelle magliette che ti scaldano, no? Se devi correre fuori, fa freddo, allora ti metti quelle magliette. Cioè, questo è funzionale e quindi lì ha senso. E noi di solito ci fermiamo a quello e non ci accorgiamo del significato procedurale, che tutta una serie di convenzioni, in questo caso parlo degli abiti come esempio, poi parlerò di altre forme di comunicazione, fanno attorno altri significati che queste cose assumono e che poi di fatto controllano molto dei nostri processi percettivi. Cosa intendo dire? Intendo dire che avrete notato che quando andate in palestra c'è uno che si chiama trainer, no? È una figura che è uno che ti aiuta a fare gli esercizi, ti segue, ti dice cosa devi fare, come devi fare. Avete notato come è vestito? C'ha quelle magliettine, c'ha quelle cosette ultra sportive, ma lui non deve fare sport. Lui potrebbe essere in uno scafandro, sarebbe la stessa cosa. Sì, magari avrebbe problemi a parlare con te, sarebbe un po' più impacciato nei movimenti, però lui non sta facendo sport. Eppure è vestito come se stesse facendo sport. Perché? Perché così voi, che siete lì a fare sport, vedete lui che è tutto muscoloso, atletico e vestito in modo da fare sport e vi sembra che quello che vi dice abbia più senso. Questo è il significato procedurale che sfugge, perché noi automaticamente entriamo in palestra, vediamo che questo è vestito da palestra e pensiamo è tutto normale. No, non è affatto normale, cioè non ha quel significato che gli abbiamo attribuito, perché lui non è lì per fare sport, ha un significato che serve a noi, che influisce su di noi, cioè su come noi cogliamo per esempio ciò che ci dice. Allora quando, per esempio, vedete una persona con un abito che ha l'aria di essere molto costoso, è molto importante, molto serio, giacca, cravatta, di quei colori che dicevo, che vi dice possiamo risolvere questa situazione, voi tendete a dire caspita, è arrivato e adesso ci risolve la situazione. Se arrivo io con la maglietta e dico possiamo risolvere questa situazione, mi mettete un po' a ridere, dite vabbè ma sarà un comico. Eppure quello che sto dicendo potrebbe essere magari estremamente più efficace a risolvere la situazione di quello che sta dicendo una persona che si presenta in quest'altro modo. Lo so, uno dice sembra che stai scoprendo l'acqua calda, è ovvio, no? Se uno viene vestito così, non è ovvio, è che sbagliamo bersaglio, noi vediamo una cosa, gli attribuiamo un significato che è convenzionale, mentre il significato è procedurale, sono due cose completamente diverse. Adesso cercheremo poi di approfondirlo quando darò un minimo di idea di cosa sono i metamessaggi e di cosa si occupa effettivamente la metacomunicazione. Perché, appunto, lancio ancora l'amo che ho già lanciato prima, di fatto questi processi di cui comincio a accennarvi sono quelli che decidono tutto, ma tutto delle vostre vite. Proprio ogni singolo istante, modo, modalità, condizione, situazione, esito è deciso da questi processi e non li conosce quasi nessuno. Li usiamo tutti costantemente, ma quasi nessuno li decodifica e li impara a gestire.
Però adesso prendo proprio lo spunto, avevo messo come premessa un titoletto che era "La realtà non esiste". Questa è una cosa che ho scritto diverse volte e che poi mi dicono che hanno scritto anche tante altre persone molto più intelligenti e preparate di me, io non lo sapevo, ne sono contento, vuol dire che anche loro insomma se la cavano. Quando dico che la realtà non esiste, intendo dire che quello che noi chiamiamo realtà, come facciamo a sapere effettivamente che cosa sia? Cioè, per dire adesso, partendo da una cosa proprio sciocca, questa cosa qua, questa roba qua, oggetto che c'è qui, ok? Come facciamo a sapere, uno, che c'è e due, che cos'è? Voi lì lo vedete con gli occhi, no? Uno magari là dietro già non lo vede molto, può sbirciare, oppure può chiedere a quello davanti se gli dice che cosa vede, no? Ok. Se fosse buio e non lo potete vedere, magari potete toccarlo, oppure se è mattina presto, siete un po' addormentati, ci picchiate contro il mignolo e improvvisamente capite che c'è un oggetto. Quindi la realtà, quello che chiamiamo realtà, il primo impatto con la realtà è sempre quello che viene dai nostri sensi. Questa ancora sembra una cosa molto semplice, no? Io dirò molte cose che sembrano assolutamente banalissime, poi dopo si va a scoprire e dietro ci si accorge che non è affatto banale il modo in cui le utilizziamo e in cui poi vengono utilizzate su di noi. Quindi i nostri sensi sono la porta per definire che cosa vediamo attorno a noi, che quella è una scrivania, che questo è uno schermo, un telone, no? Che quelle sono delle colonne, dei muri, delle sedie, eccetera. Però, quando i vostri occhi guardano questo oggetto, che cosa trasmettono effettivamente i vostri occhi al cervello? Non c'è scritto scrivania, è un impulso elettrochimico. Cioè i vostri occhi non vedono questa roba e dicono che è una scrivania. I vostri occhi vedono questa roba, registrano delle mutazioni nello spettro, no, della rifrazione della luce e sulla base di questa roba sparano un insieme di messaggi elettrochimici che arrivano fino al cervello. In tutta quella fase lì la scrivania non esisteva, non c'è mai stata. Quindi finché quella roba non arriva alla vostra corteccia cerebrale che comincia a elaborare sta roba e a dire scrivania, ok? Da lì comincia a esistere la scrivania. Dove? Nella vostra testa, dentro la vostra testa, anzi nella parte appunto della frontale della corteccia cerebrale. Non lì fuori. Siete voi che dite è lì, no? Ma non è così. Questa roba sta esistendo dentro la vostra testa. Tant'è che se vi mettessero, come dire, un effetto speciale, ok? Un ologramma, mettiamola così, particolarmente fatto bene, voi direste ecco la scrivania è lì, e invece non c'è. Ma nella vostra testa sì. Quindi cosa semplicissima che sanno tutti, sono i nostri sensi a dirci che cosa c'è nel mondo, cosa su cui quasi nessuno riflette, qualsiasi cosa noi pensiamo ci sia nel mondo è qua, dentro la testa di ciascuno di noi, non è là fuori. Poi uno può dirmi, beh, ma è anche là fuori, provamelo. Vai a toccarla, quando la tocchi che cosa succede? Arrivano attraverso, no, la tua pelle, attraverso i tuoi postrelli, attraverso i recettori, no? E il sistema nervoso, fino al tuo cervello cosa arriva? Segnali elettrochimici. Se io ho fatto un ologramma e gli metto anche, non so, una tensione superficiale di qualche genere, oppure stai dormendo, sei dentro un bacello come in Matrix e ti spara sta roba. E tu nel tuo cervello dici, caspita, è vero, l'ho anche toccata, l'ho anche assaggiata, era anche buona da mangiare, no? Oppure ci ho picchiato il mignolo, che male. No, sei sempre dentro il bacello, non hai picchiato niente, ma il tuo cervello arriva agli stimoli, il tuo cervello dice, è vero, è vero. Pensate, questa è una cosa comica, insomma, tragica, ma anche un po' comica. Sapete cos'è l'LSD? Sono alcune sostanze che andavano di moda negli anni 70, che provocano delle reazioni, delle allucinazioni particolarmente violente. Ecco, mi ricordo che avevo letto una volta persone che avevano fatto quelli che si chiamavano trip brutti, no? Trip sbagliati in inglese, insomma, prendendo queste sostanze avevano visto delle cose talmente orribili che qualcuno ha avuto un infarto, roba del genere. Perché? Perché immaginava di essere, non so, mangiato da uno squalo, no? Nel suo salotto, per dire. Poi dice, fa ridere un corno. Se il tuo cervello ti dice che uno squalo ti sta gnamgnando, tu senti male, come se ti stesse mangiando uno squalo. Ma in quelle situazioni lì lui non può toccare lo squalo. Dipende se il tuo cervello ti dicesse che lo stai toccando. Cioè il problema è che Poi i sensi è quello il fatto che rischiano. non sono i sensi a percepire, è il tuo cervello a percepire. Ora io ovviamente porto all'estremo, no, tutte queste cose, però
è proprio per cercare di cominciare a farvi osservare dove stanno alcuni elementi che noi siamo costantemente consideriamo esterni a noi, no? Cose che succedono fuori di noi, mentre in realtà stanno succedendo dentro di noi. E la cosa più interessante è che poi se uno va a studiarsela un po' questa cosa si accorge che ci sono dei processi, cioè proprio dei pattern con cui succedono dentro il tuo cervello queste cose. Cioè non è che il tuo cervello decide che questa è una scrivania così, sono successe delle cose per cui dentro il tuo cervello quando gli arriva quello stimolo dice sì, è una scrivania. E noi normalmente non sappiamo queste cose, cioè non sappiamo le regole di queste cose. Faccio un esempio sciocco, avevo fatto un... Anche noi stessi non esistiamo. Questa è una bella domanda. Esistiamo o non esistiamo? Difatti dopo ci arriviamo, cerco di non correre troppo con le tappe perché sennò perdiamo un po' troppi pezzi per strada. Però tienila lì che è bellina questa. Quando dico che noi tendiamo a spostare fuori di noi le cose e considerarle esterne, funzionali, mentre noi siamo come degli osservatori, la cosa che voglio sottolineare è che nel momento in cui ci rendiamo conto che in realtà questi processi, no, di cui quasi nessuno è consapevole, anche se poi intuitivamente li percepiamo, sono quelli che dentro la nostra testa creano quella che poi chiameremo definizione di realtà e definizione di identità, cioè esisto, chi sono, no? Ecco, questi processi non solo possono essere resi almeno in gran parte consapevoli, ma una volta resi consapevoli, se sono dentro la tua testa, sono roba tua, cioè nel senso puoi farci delle cose, non sempre puoi gestirli con grande facilità, addirittura alcuni è anche difficile modificarli, eccetera, eccetera, però già prendere coscienza che è dentro la nostra testa che decidiamo che cosa stiamo vedendo, che significato ha, come funziona, non è qualcosa che sta fuori di noi, cambia radicalmente un elemento, ne diventiamo al tempo stesso responsabili e anche in grado di gestirla, cioè è roba nostra. Ora, chi ha una preparazione scientifica di fronte a questo discorso tendenzialmente tende a sentirsi a disagio perché la fisica vorrebbe, nella versione newtoniana, pensare che gli oggetti esistano, no? Io non voglio adesso addentrarmi molto in questa cosa, però gli studi di persone che si occupano di fisica quantistica, in particolare Hoffman e altri prima di lui, fin da Heisenberg, hanno introdotto il concetto che poi adesso dimostrano con modelli matematici che la realtà fisica sia a tutti gli effetti qualcosa che siamo noi a definire in maniera più o meno compartecipativa. Scusatemi se sono entrato un minimo nel tecnico di questa cosa, però è per dire che, faccio l'esempio che fa Hoffman, che secondo me è molto bello, lui dice: nella storia dell'uomo noi abbiamo avuto a che fare con una roba che nella nostra mente, no, stimolo elettrochimico attraverso gli occhi, poi i nostri occhi vanno dietro, al cervello viene definita un serpente. E nel nostro cervello la visione di un serpente è una roba pericolo, allontanarsi. Ecco, lui dice: noi non sappiamo se quel serpente esista. Sappiamo che nella nostra specie abbiamo allenato dei meccanismi per riconoscere un certo tipo di segnalazione che non sappiamo se ci sia davvero, che forma abbia, cosa sia, ma che di fatto a cui noi attribuiamo un pericolo. Perché? Perché è funzionale al fatto che riconoscendo quello stimolo così noi siamo andati avanti nella specie sopravvivendo ed evitando quel pericolo. Quindi lui, per esempio, parlando della realtà, sostiene che a suo parere la realtà come la percepiamo sono come le iconcine che ci sono sul monitor del computer. Cioè noi vediamo delle cose che ci servono e funzionano, cliccandole, no, facendoci delle cose, succede quello che vorremmo che succeda, ma sono solo delle rappresentazioni simboliche di roba che, per esempio nell'esempio del computer, avviene attraverso righe di codice che non vediamo, no? Che definiscono la roba che succede. Noi clicchiamo un'icona, si ingrandisce una roba, ci arriva un messaggio, una risposta, per cui noi usiamo la rappresentazione della realtà dentro cui viviamo, ma normalmente non ne conosciamo le regole con cui la formiamo, la gestiamo, e tecnicamente è praticamente impossibile per noi arrivare a stabilire se questa realtà esista davvero e come cavolo sia fatta. Usiamo roba che non conosciamo. Prenderne coscienza significa anche prenderne responsabilità, cioè prendere coscienza di questi aspetti, di queste modalità.
Giuro, di solito cerco di essere più semplice, stasera mi sono andato un po' a impasticciare, sono andato un po' più su cose un pochino più complicate da spiegare, però prima accennavo della scienza. Sulla scienza c'è un discorso da fare che si collega a questo e a quello che dicevo all'inizio riguardo al confondere convenzionale con procedurale. La scienza, rispetto al pensiero, diciamo, che ha dominato nella spiegazione della realtà per tantissimo tempo nella storia del genere umano, che era un pensiero, diciamo, mistico-religioso, magico-religioso, scusate. L'introduzione della scienza e dell'approccio scientifico ha delle caratteristiche molto interessanti, che sono sostanzialmente quella di spostare dal trovare un significato assoluto al misurare i fenomeni. Quindi l'idea della scienza è proprio quella di misurare le cose, misurare i processi, i fenomeni, ciò che vediamo, cercare di ricostruirlo, di rielaborarlo, poterlo riprodurre, no? Il meccanismo della riproducibilità, fare delle ipotesi su come funziona una cosa, riprodurla e quindi alla fine controllarla, saperla anche gestire, no? Quindi saperla utilizzare per esempio nella tecnologia. E grazie alla scienza che abbiamo sviluppato tantissime delle tecnologie che ci hanno migliorato tantissimo la vita e tutto oggi sono per noi diventate indispensabili. Però un effetto, diciamo, collaterale che non è stato particolarmente approfondito nella nostra percezione di realtà e di identità, collegato all'affermazione della scienza, in particolare all'affermazione del pensiero scientifico moderno, cioè quello che cominciamo a far partire da Galileo, Newton in avanti, è che il pensiero magico-religioso non è che era lì così, perché non si sapeva bene cosa fare, diamo un significato magico-religioso alle cose. Svolgeva una funzione estremamente importante nel stabilizzare quello che è per gli esseri umani, diciamo, il concetto di vuoto esistenziale. In parole un po' più semplici, il pensiero magico-religioso dava delle spiegazioni a quello che viviamo nella vita, al modo in cui viviamo le esperienze della nostra vita, che ci permettessero di sopportare, gestire, affrontare anche momenti particolarmente critici o domande veramente inquietanti, tipo caspita, ma poi dopo morto, io sono qua vivo, poi muoio, cosa vuol dire sta roba, no? E se mi muore un figlio, no? Cosa succede, no? Tutta la sofferenza, come la affronto, il senso della mia esistenza qual è? Per cui le religioni, col pensiero magico-religioso, non davano solo, diciamo, delle spiegazioncine, tipo c'è il disegno divino, tuo figlio adesso è in paradiso, che di per sé possono sembrare, e oggi sembrano, poi vedremo a capire perché, un po' così, storielle, mettiamola così. Ecco, non sono state storielle, hanno avuto un significato non convenzionale, ma come dicevo prima, procedurale. Cioè hanno avuto un significato che veramente dava senso all'esistenza delle persone, perché su queste cose ci credevano, cioè avevano fede. Ecco, l'avvento della scienza, e quindi del pensiero razionale distribuito, inevitabilmente è andato a colpire, a minare nell'arco degli anni, dei decenni, dei secoli, proprio questo, cioè il potere magico del pensiero religioso, che è rimasto, per cui noi ancora oggi abbiamo le religioni e le persone hanno ancora fede, però se gli dici, se credono davvero che c'è stato, non so, un giardino pieno di fiori con un serpente parlante che ha detto a una donnina nuda, guarda, prendi sta mela, dagli un morso, ti dicono, ma no, è una metafora, no? È una parabola, è un simbolo. Già quando parli, non so, dei miracoli fatti da un Gesù Cristo, così uno dice, beh, sono miracoli, diciamo, magari anche questo magari è stato un po' esagerato, però il concetto era lui faceva grandi cose che facevano capire agli uomini cose importanti. Cioè, come si chiama questo? Razionalizzare. Cioè abbiamo cercato di razionalizzare queste cose. Perché? Perché il pensiero collettivo riguardo a cosa sia la realtà, che significato abbia la realtà, con la scienza, con l'avvento del pensiero, dell'approccio scientifico-razionale, ha cambiato approccio, ha cambiato matrice. Cioè la realtà non è più qualcosa di misterioso, e in quel mistero, no? Cioè il mistero della fede si chiama, c'è anche proprio il dogma. In quel mistero noi trovavamo la risposta e il potere per affrontare gli interrogativi che non capiamo, le prove che non
Questo è stato per millenni il modo in cui noi non pensiamo solo alla religione cattolico-cristiana, che è l'ultima, no, di una lunga serie di religioni di tantissimi tipi che hanno avuto lo stesso tipo di approccio e lo stesso tipo di significato, oltre che spesso lo stesso simbolismo. Quella roba, quel potere, diciamo, come dire, rassicurante, e non prendiamola in termini razionali questa parola, cioè non rassicurante come oggi, sì, stai tranquillo, no? Che oggi lo percepiamo così, cioè oggi quando ti muore un figlio, arriva il prete e dice sì, è il piano di Dio, ti viene da tirargli un pugno in faccia, perché? Perché non ci crediamo più, anche quelli che credono, no? Che hanno fede, perché? Perché abbiamo assorbito invece un approccio che è quello razionale, quello l'approccio scientifico. Non dico sia giusto o sbagliato, sto disegnandovi un processo, ok? Però cosa succede? Che quella funzione noi ne sentiamo la mancanza, cioè ci serve, è una cosa che ha fatto parte della nostra specie per millenni perché risponde a delle esigenze, in particolare risponde proprio all'esigenza di colmare l'imponderabilità dell'esistenza che viviamo e delle cose che ci capitano. E allora cosa succede? Una cosa atroce, cioè cominciamo a trasformare inconsapevolmente la scienza in una religione. Ed è esattamente quello a cui stiamo assistendo. Cioè, quello che doveva essere l'approccio razionale, quello che misura, e questo è una cosa che veramente oggi, quando la fai notare, la gente si arrabbia, cioè si infuria, e capisco perché si infuria, perché gli fai male. Quando gli fai notare, guarda che la scienza non spiega un corno, la scienza osserva e misura. Ti può dire che cosa sta succedendo secondo quel processo, non ti può dire che è giusto né che è sbagliato. Non ti può dire che è la cosa migliore o la cosa peggiore, perché questi sono criteri di valutazione, non di misurazione. La scienza misura, non può decidere. E invece noi chiediamo alla scienza, noi intendo in senso generale, sempre di più e con sempre maggiore forza, di decidere, di dirci cosa è buono, cosa è cattivo, dove è la salvezza e dove è la dannazione. E quando fai notare questa cosa, è come se, come dire, gli togli dalle mani il giocattolino che si stanno cercando di ricreare, no? Perché? Perché a livello inconscio, e se tu gli dici guarda che ne stai facendo una religione, ti rispondono, a me lo rispondono costantemente, ma che dici, io sono ateo? Sì, cioè il problema è proprio quello, se non fossi ateo probabilmente lo sentiresti di meno sto problema, è proprio perché sei ateo che ti manca qualcosa che poi inevitabilmente vai a ricondurre lì e diventa un dogma. No, per cui se ci pensate poi tutti i singoli elementi di una religione riemergono in questo atroce culto della scienza di cui oggi ci troviamo a affrontare alcune delle più antipatiche, diciamo, conseguenze. Il dogma, l'eretico, il male nascosto e misterioso, la pozione magica, il numero di protezione magica, no? Se raggiungeremo il 95%, saremo tutti salvi da tutto, ti passa anche la forfra. Cazzo, è una misurazione, qualcuno ha fatto dei calcoli, ha visto cosa succede con la distribuzione, no, di una malattia infettiva, ha calcolato dove e come questa cosa si va a limitare, è normale, è razionale, cioè, certo può funzionare, può non funzionare, applichiamolo qui, scopriamo che c'è un elemento che non avevamo considerato, il clima, l'alimentazione, allora magari qui il numero non funziona così, funziona così, ma non c'è un problema, no? Invece no, nell'approccio mentale di massa, soprattutto inconsapevole, il 95% adesso è diventato è il mio scudo magico contro il male dell'esistenza, cioè il 95% siamo a posto, sotto moriamo tutti, no? E se tu metti in dubbio un dogma, uno che ne ha bisogno, no? Perché crede in un dogma, cosa fa? Dice che sei un eretico e quindi ti vuole bruciare vivo. E te lo dicono, ce lo dicono, no? Ti dicono, no, adesso bisogna bruciare vivi quelli che non ci credono, bisogna punirli, bisogna anche riconoscerli, additarli, perché sono pericolosi, no? Cioè, però capite, secondo me il problema è proprio questo, cioè un problema di assenza di consapevolezza sui processi percettivi, detto molto banalmente, che poi ovviamente qualcuno sfrutta, nel senso che non sono l'unico al mondo che studia sta roba, e quindi quando capisci come funzionano queste cose qui e vedi dei fenomeni di questo genere, dici, però magari possiamo sfruttarli per ottenere questa, quella cosa, adesso poi bisogna vedere che cosa si vuole ottenere, come si vuole ottenere. Però ecco, mettere a fuoco questo significa cominciare a mettere a fuoco il fatto che dentro la testa di ognuno di voi
ci sono tutte le regole, tutte le chiavi per andare a modificare quello che state vedendo nel mondo, quello che state vedendo in voi stessi. E normalmente noi non ce ne accorgiamo e non approfondiamo sta cosa perché per una cosa che io ho definito il percorso di minor disagio, perché è una rottura di scatole enorme, cioè vi costringe a prendere tutta una serie di cose che adesso date per scontato, nel bene e nel male. E adesso poi vedrò se riuscirò in qualche modo a riprendere il filo di quello che ho scritto qua, che è uno dei gli effetti collaterali, no, dell'affermazione del pensiero razionale scientifico, che ribadisco, non sto dicendo sia una cosa giusta o sbagliata, cioè non è che sto dicendo per fortuna che una volta c'erano le religioni, adesso è arrivata la scienza brutta cattiva. Io sto solo osservando un fenomeno e i vari effetti, no? E questo è il tipo di approccio che secondo me dovrebbe essere insegnato fin nella scuola ai bambini, ma proprio ai bambini, quello all'asilo bisogna insegnare altro che l'inglese e il computer, cioè insegnare a osservare dentro la loro testa, con la semplicità, no, dell'approccio di un bambino, cosa sta succedendo, che cosa succede quando loro compiono delle azioni nella loro testa, nella testa degli altri, perché noi siamo abituati a vivere senza sapere che cosa facciamo, perché lo stiamo facendo, in base a che regole. Pensiamo di saperlo ma in realtà non lo approfondiamo mai, non mettiamo mai sotto esame il paradigma complessivo dentro cui ci muoviamo, di cui in realtà siamo non solo attori occasionali, comparse, siamo i registi, perché siamo noi a farlo. Eppure lo viviamo sempre come se fosse qualcosa di esterno, come se fossimo capitati sulla scena di un film che qualcun altro ha sistemato le cose così. Allora, non so, il sistema monetario si potrà cambiare, come faccio? Quindi i soldi ci sono. No? Quando uno dice se non hai soldi non puoi mangiare, no? Dice, come non puoi mangiare? Cosa, te li mangi i soldi? Io un po' di tempo fa avevo letto, ricordo io che poi quando leggo certe notizie la mia testa fa questi click e resto un po' scompensato e poi dico sono io che sono pazzo perché gli altri non si scompensano. Io avevo letto una notizia, un trafiletto di un tizio, un ragazzo, insomma non era proprio giovanissimo, aveva avuto 35 anni, quindi non proprio un ragazzino, però insomma una persona sposata, in buona salute, moglie che appena ha fatto il bambino, lui ha perso il lavoro, si è suicidato. E io sono rimasto un attimo e ho detto, cioè, perché cazzo si è suicidato sto qua? Cioè, se hai una compagna che evidentemente, adesso non so, poi era un articolo, quindi non è che magari quelli litigavano, una vita disperata, questo non lo so, però se ha appena avuto un bambino immagino che tra di voi le cose insomma andassero abbastanza bene da pensare di fare un bambino, hai appena avuto un bambino, cioè, la tua vita sei sano, tua moglie è sana, tuo figlio è sano, da quello che si capisce, e tu ti suicidi perché non puoi lavorare per qualcuno che magari neanche conosci facendo un lavoro che magari non ti piace. Ma che senso ha sta roba? Da dove arriva? L'angoscia esistenziale che non ho un lavoro. Ma chi ha detto che ho bisogno di un lavoro per vivere? Vedete, i processi mentali, siamo così abituati a pensare che tutto quello che mangi qualcuno l'ha pagato. No. I frutti nascevano sugli alberi prima che noi coltivassimo gli alberi. Poi certo, per avere più frutti magari facciamo una coltivazione intensiva, allora brevettiamo anche il tipo di trebbiatrice per farla. Perfetto, va bene, però questi sono tutti i giochi che abbiamo messo noi. Di base il cibo c'è naturalmente, in natura. Poi noi cerchiamo di amplificare sta roba, ok? E arriviamo al punto in cui oggi abbiamo una produzione di cibo sovrabbondante che buttiamo via il 60%. Sul pianeta ne buttiamo via circa il 60% del cibo che produciamo. Poi la gente muore di fame e ci dispiace. Allora cosa facciamo? Diamo €1. Ma cazzo, vai al supermercato col furgoncino, prendi un po' del cibo che devono buttare via, lo porti in aeroplano, l'aeroplano parte, va là, gli dai da mangiare, no? Costa il denaro, che è una risorsa immaginaria, ci manca. Quello che cliccando su un computer, 30 miliardi, clic, eccoli. Quello purtroppo non ce n'è abbastanza. Cibo, troppo, lo buttiamo via. E ci dispiace perché a quelli manca. Cioè, immaginatevi sta scena, c'è questo tavolo pieno di cibo, siamo 20 persone intorno, ne abbiamo da mangiare per tutti, il calcolo è che la produzione attuale di cibo potrebbe sfamare oltre 10 miliardi di persone, noi siamo 7 e qualcosa. Ecco, tutto sto cibo sul tavolo, abbiamo tutti fame, però ci distribuiamo delle fiche per organizzarci, no? E poi a qualcuno ne capitano tante, a qualcuno poche, a qualcuno nessuna, quindi quelli che ne hanno tante mangiano quello che gli serve, quelli che ne hanno poche mangiano un pochino di meno, quelli che non hanno nessuna stanno lì a crepare di fame, il cibo marcisce sul tavolo e tutti quelli che hanno mangiato li guardano e dicono cazzo quanto ci dispiace, adesso cerchiamo di mandarvi delle fiche.
Mangia, è lì! No, qual è il problema? Il problema è mentale. Nella nostra mente noi abbiamo deciso a un certo punto, per esempio, di introdurre il sistema monetario. E anche qua, perché? È tutto semplice, è tutto razionale. Abbiamo introdotto il sistema monetario perché ci serviva a scambiare in maniera più elastica, più flessibile beni e servizi, ok? È ragionevole, non è che se tu hai bisogno di un cavallo e un cavallo diciamo che nel baratto vale 10 casse di pesche e io sono da solo, mi dai 10 casse di pesche e marciscono, non riesco neanche a mangiarle, no? Per cui facciamo che mi dai dei soldi e poi dopo io mano a mano con quei soldi vengo a prendermi le pesche, no? Quindi è un mezzo di scambio, evviva! L'abbiamo fatto scarso, con la regola che se è scarso vale, se è troppo non vale più un cazzo. Perché? È così. Chi l'ha detto? È così. Perché in natura, quando una risorsa è poca, ovviamente è più ambita, certo. Ma questa non è una risorsa naturale. Il denaro è una risorsa che ci siamo inventati, le regole del denaro ce le inventiamo noi. Non c'è Dio dietro che ha detto il denaro deve essere fatto così. No, gente si è seduta e ha detto facciamo così. Se non funziona o se funziona meglio, cambiamo ste regole. Anche perché non sono le regole della natura che ci mettiamo un po' di più a cambiarle. Cioè per arrivare per esempio a far sì che un campo producesse 20 volte quello che produceva prima, certo che ci è voluto studio, scienza, tecnologia, tentativi, errori, eccetera. Ok, ci siamo arrivati, evviva. Ma per cambiare le regole economiche, è tutta roba che c'è nella nostra testa, non c'è niente che deve cambiare nella struttura della realtà, solo dentro la nostra capoccia. Eppure non si può. Perché per noi è troppo complicato e per quelli che invece la sanno lunga, ma se fai così succede un disastro, se fai così succede un disastro, il disastro c'è già, cosa aspettate? È incredibile, no? Viviamo prigionieri dentro la nostra mente, viviamo prigionieri dentro la nostra mente, e tra l'altro in buonissima fede, perché io sono, come dire, convintissimo che chi si lamenta appunto del fatto che muoiono di fame le persone, no? E cerca di organizzare la raccolta di 2 euro per riuscire a fare una... Cioè lo fa in buona fede. No, io non credo nei cattivi che fanno le cose per fare del male, no? Anche quando si parla di piani, no, a livello mondiale, eccetera. Dico sempre che secondo me ci sono delle ragioni per cui le persone fanno delle cose, delle scelte, anche delle scelte che magari comportano veramente danni per tantissime persone. Ci sono sempre delle ragioni. Però spesso le persone stesse che fanno queste scelte non sanno a cosa stanno ubbidendo, non sanno a quali regole stanno ubbidendo. Quella che adesso presentavo, questo scenario del tavolo col cibo e del sistema monetario, risponde, se andate a scavare, ad una regola semplicissima. Che quella tra l'altro è una cosa che sto cercando di scrivere in un libro, prima o poi troverò il tempo per scriverlo, che è quella che io chiamo la corsa alle bacche. Cioè quando eravamo uomini primitivi, uomini scimmia, c'è stata una fase in cui crepavano di fame perché ci eravamo riprodotti e mangiavamo bacche, non eravamo ancora arrivati all'idea di ammazziamo degli animali che è pieno in giro, per cui andavamo a cercare queste bacche per mangiarle ed era l'unico modo di sopravvivere. Bacche sempre di meno, gente sempre di più. Cosa succedeva, per fare un esempio, che uno arrivava, correva verso appena vedeva da lontano queste bacche, correva come un pazzo, cioè se arrivo prima io vivo, no? Se arriva prima quello là che sta correndo anche lui, muoio, io e la mia famiglia. Quindi nella nostra mente per millenni la regola è stata quella che poi è la regola che vige in natura. Risorse scarse, competere, saper competere uguale sopravvivere. Non riuscire a competere, morire. Ecco, questo dentro la nostra testa è diventato un paradigma, quello che io chiamo paradigma competitivo. Noi oggi, quando sul lavoro abbiamo successo, eccomi, sono realizzato, anche se mi viene l'ulcera, non riesco a vedere mio figlio da 6 mesi, però sono realizzato perché sto vincendo, perché nella nostra testa ho raggiunto le bacche, no? Che poi tra l'altro sono quelle con cui mio figlio sopravviverà, evviva, no? Quindi competere, vincere, perdere, perdo il lavoro, anche se sono sposato, sto bene, di salute, c'è da mangiare per tutti, mi suicido, perché nella mia testa non ho raggiunto le bacche e sono fregato. Allora io dico un attimo, facciamo sto scatto, quello scenario, quello in cui le risorse erano così scarse che dovevamo competere all'ultimo sangue per sopravvivere, se n'è andato. Adesso ce ne abbiamo un altro di scenario, proprio grazie anche ai frutti di quel tipo di impostazione. Proprio attraverso millenni di competizione, di guerre, di massacri, siamo arrivati a sviluppare una tecnologia che ci permette di avere risorse abbondanti. Magari solo per un po' sarà così, però adesso ci siamo. E allora perché continuiamo a seguire delle regole
che sono superate dal contesto in cui siamo. Funzionavano in quel contesto, quando le risorse erano scarse, quando se non arrivavi alle bacche morivi. Adesso le bacche ce n'è troppe, le buttiamo via. E noi cosa facciamo? Ci inventiamo il denaro, che sostanzialmente è un modo di ostacolarci mentre corriamo, no? In modo che ci arrivi un po' di meno, per rispondere a delle regole dentro la nostra capoccia, quelle regole di cui parlavo prima quando parlavo della scrivania, sono dentro qua, di ognuno di noi, però è come se è così, no, è successo, non è successo, lo facciamo succedere. Quindi se noi tutti assieme dicessimo no basta, da adesso tac, cambiamo, ci sarebbe un po' di casino, perché dovremmo cercare di capire come cambiamo, cosa facciamo, però possiamo farlo, è dentro la nostra testa, non possiamo vivere prigionieri di questa roba. Per quello che dico che poi noi durante tutto il giorno facciamo costantemente atti, azioni, che non sappiamo perché davvero le stiamo facendo, e se andiamo a cercare di analizzarlo scopriamo che dietro ci sono delle regole come queste, che magari sono superate, che non servono, o che addirittura ci fanno danno, ma noi continuiamo a ubbidirgli. Lo conoscete quell'esperimento che tra l'altro poi sembra, ho sentito dire che forse è un falso, nel senso che sembra una storia inventata, anche se oramai è un casino, perché anche qua vedete cos'è un fake news e cosa non lo è, no? Cioè, uno dice una roba, dice è vero, poi dicono no, è tutto falso, poi dicono no, in realtà era vero, ecco le prove, no, le prove erano falsificate, che cazzo uno non sa più da che parte girarsi su cosa è vero, cosa è falso, e se mi seguite la risposta è vero quello che decido che è vero. Perché tanto chi altro lo può decidere per me? Cioè alla fine che io lo senta dire da uno in giacca e cravatta o da uno in maglietta o in costume da bagno o lo dica io al buio da ubriaco, cosa cambia? È dentro la mia testa che decido se una cosa è vera o falsa. Poi certo posso essere una persona che dice mi affido molto a chi segue quel tipo di approccio o mi affido molto a chi mi dà quel tipo di assicurazione, che ne so, insomma, però l'ultimo decisore è sempre dentro qua. Quindi, cazzo mi sono perso il filo. Esatto, l'esperimento delle scimmie, il banana experiment, che è questo esperimento di cui che ovviamente io qua non ho mai scritto niente, tutta quella roba che sto dicendo non c'è qua, nella mia testa, va. Il banana experiment, per chi non lo conosce, è appunto questo esperimento che non si sa più se sia vero o falso, dovrebbe essere, se è vero, avvenuto intorno agli anni 60, in cui avevano messo delle scimmie in una stanza e gli avevano messo delle banane raggiungibili attraverso una sorta di scala, dei cubi, insomma, su cui si saliva, e però sopra c'erano degli innaffiatoi. Allora cosa succedeva? Che ogni volta che una scimmia cercava di andare a pigliare le banane, facevano partire una doccia ghiacciata che beccava tutte le scimmie, che crollavano giù, no? Dopo averlo fatto un po' di volte, le scimmie hanno capito. E nessuna scimmia andava più a prendere le banane. Cioè le guardavano e dicevano, caspita, vorrei prendere queste banane, però appena metto un piede lì arriva sta roba, associazione, non sapete, Pavlov, qualcuno richiamerà Something Ring a Bell, no? Qualcuno richiamerà il suono della campanella, no? Il cane di Pavlov, che associa il momento in cui arriva il cibo con il suono della campanella, allora poi comincia a sbavare anche quando non c'è il cibo, solo sentendo la campanella. Appunto, associazione, stimolo-risposta, e abbiamo queste scimmie che imparano che non bisogna salire quella scala e pigliare queste banane perché altrimenti ti arriva una doccia addosso. Ovviamente loro non sanno perché, non sanno chi ha deciso queste regole, vedono gli effetti e si basano su quello. L'esperimento diventa interessante perché cosa hanno fatto? Hanno cominciato, sempre che sia vero, a togliere una scimmia da quel gruppo e a mettere una scimmia nuova, cioè una che non sapeva niente di sta roba, no? E hanno visto che quando questa scimmia cercava di salire per andare a prendere le banane, le altre scimmie la bloccavano, glielo impedivano, perché loro avevano associato che se questa sale ci arriva addosso la doccia, quindi la fermavano. Questa ovviamente non capiva perché, ma veniva fermata anche con violenza. Cosa succede? Che dopo un po' non ci tentava più di salire quella scala. Allora cosa facevano? Toglievano un'altra delle scimmie che c'erano dall'inizio e ne mettevano un'altra nuova. Così via, finché alla fine c'erano solo scimmie che non avevano mai preso la doccia, ma non salivano sulla scala. Perché? Perché avevano appreso dalla tradizione che su quella sala non si scala. Su sala non si scala. Freud, dov'è così? Che su quella scala non si sale. Perché? Perché c'è una punizione da qualche parte in arrivo, non sai cosa sia, non lo sai, non ha importanza, però addirittura quando qualcuno ci tenta lo fermi subito, no? Cosa fai? Sei pazzo, no? Perché? Non lo sai, ma dentro la tua testa si è installato un meccanismo e va avanti. Ecco, noi, secondo me, viviamo molto in questa situazione. Continuiamo a ripetere nella nostra testa il film di regole che non cogliamo neanche,
no? E che ci portano ad agire, a scegliere, a fare cose come degli schiavi, come degli schiavi. Qualcuno queste regole comincia a sbirciarsele, comincia a capirle e dice, caspita, guarda che bello, posso fargli fare quel cavolo che voglio. Poi certo non è così semplice, così lineare, però se ci pensate è la stessa roba, molte persone che non posso chiamare colleghi, però diciamo che hanno a che fare con quello che faccio io, cosa fanno? Ti fanno il corso di seduzione, no? Perché alla fine che cos'è la seduzione? Incontri una persona, l'idea è devo lanciargli dei messaggi di un certo tipo perché nella testa di questa persona magari c'era vado a casa a guardarmi un film, invece c'è magari vado a letto con lui, no? Perfetto, ma che cos'è se non buttar lì far scattare delle regole che nella testa di un'altra persona facciano andare in una direzione, no? E voi dite c'è il trucco, no? Quelli che fanno i corsi di seduzione sono degli imbroglioni. No, fanno quello che facciamo tutti quando seduciamo qualcuno. Semplicemente hanno studiato queste regole e anziché farlo così, di intuito, no? di impulso, si sono studiati come funziona, quali sono le cose che fanno scattare dei meccanismi per cui poi uno viene voglia di andarci a letto. E sono la stessa cosa che fanno i pubblicitari. Come fanno a farti venire voglia di comprare una macchina orribile come la Multipla? Perché voi adesso ridete, ma quando è uscita la Multipla la prima volta io ho detto cosa ci fa un insetto enorme nella strada qui sotto, no? Cioè adesso ci stanno invadendo gli alieni. E hanno detto è una macchina. Poi dopo qualche settimana, qualche mese qualcuno ha detto però è comoda. Ma poi hanno detto guarda che dentro ci sta un sacco di roba. Poi hanno detto ce l'ha quel personaggio famoso. È di un colore fantastico, bellissima la Multipla. Pubblicitari. I pubblicitari hanno in mano le leve pensateci, la pubblicità. Questa è una cosa che dicevo un po' di tempo fa in una conferenza. La pubblicità ci accompagna in tutti i momenti della nostra esistenza, ma in tutti. Voi dite certo, ci accompagna quando, non so, siamo al supermercato a comprare una roba, no? No, vi accompagna quando siete in ufficio, quando andate alla macchinetta del caffè. Nella pubblicità avete visto come sono vestiti, cosa dicono, cosa fanno e sono così fichi. E nel vostro cervello scattano delle cose che anche voi, no? Quando siete lì inconsciamente cominciate a fare le stesse cose. Vi accompagnano quando seducete le persone, avete visto nel film come si fa a sedurre, no? Allora anche voi, no? Ma state ubbidendo tutto il tempo. La pubblicità vi dice come lavarvi i denti alla mattina, vi dice come andare a fare la cacca. Prendi questa. C'è la ragazza figona che sta uscendo di casa e dice questa faccia un po' strana. Entero Germina, cagherai che è una roba favolosa. Ma vi rendete conto? Viviamo dentro questa roba. C'è gente di 30 anni che se deve andare a letto con qualcuno si prende il Viagra. Per essere sicuri, no? Riderci sopra? No, siamo prigionieri. E chi impara queste regole poi le applica in tutti i modi possibili andare a tappare, no? A farci far cose, a farci credere cose. Ovviamente la comunicazione politica, no? Più che mai. Una cosa interessante della comunicazione politica che si è sviluppata tantissimo negli ultimi anni, prima c'erano già questi elementi ma negli ultimi 20 anni è diventata, poi negli ultimi 5-10 a 1000, se ci badate si è spostata tutta sulla comunicazione emotiva. Contenuti scompaiono, non nel senso che, a parte che poi vedremo che i contenuti non hanno mai senso, ma la cosa interessante della comunicazione emotiva è che è come dire, è un perfetto punto di incontro tra domanda e offerta. Il politico arriva e dice questa roba vi fa paura, è terribile, e voi provate paura, e dite cazzo che paura che ho, allora dice ma io farò così e passerà la paura e voi sì, e lo votate, non ve ne frega niente se quello che vi propone è realizzabile, non ve ne frega niente come lo fa, che costo ha, non importa, il concetto è che emotivamente prima siete stati, come dire, catalizzati in quello che sentite, c'è una risposta e poi vi ha dato anche la soluzione. Non so se qualcuno ha visto Idiocracy, è bellissimo quel film, io lo renderei obbligatorio in tutti gli asili, cioè da rivedere ogni 2 o 3 mesi finché il ragazzino non ha raggiunto i 13 anni, tutti i giorni, a imparare a memoria. Si chiama Idiocracy, è un film di Jim Jude, Jude. Credo, vabbè. Comunque è Mark Jude, non lo so, il film si chiama Idiocracy. Okay. È un film coraggiosissimo che ovviamente è stato ritirato dalle sale dopo una settimana e si trova solo online in scaricamento, ma è bellissimo perché è un film, io lo chiamo un horror travestito da film demenziale. La trama è che c'è questa persona mediocre, normalissima, cioè
proprio è descritto poi nel film bene come l'essere più nella media dell'esercito americano, che viene scelto per un esperimento di ibernazione. Solo che poi delle cose comiche vanno storte e questo, anziché restare addormentato per 5 anni, resta addormentato per 500 anni. E quando si sveglia il mondo è diventata un'estremizzazione di quello che vediamo oggi. E lì bellissimo, quando va all'ospedale, ve lo raccomando, un momento, ma anche il giudizio, il momento in cui a un certo punto va sotto giudizio proprio, per una cosa, il processo è favoloso. Ecco, però, per esempio in quel film a un certo punto c'è anche la scena col politici e c'è il presidente d'America, non più degli Stati Uniti ma d'America, scritto tutto attaccato, che si presenta al congresso e dice a tutti quelli del congresso: lo so, siete incazzati perché non c'è più burro per le patatine fritte, i campi non producono più niente, ma io ho la soluzione! E tutti, e uno gli dice: l'hai già detto l'altra volta, gli dice: ma stavolta è meglio! Allora lui fa: io ho un piano in 3 punti, punto 1, c'è questo tizio, non sicuro che l'ha chiamato così, no? Che ha un QI incredibile, perché lui, essendo uno nella media oggi, ma dopo 500 anni ha un QI che per loro è stellare, e lui dice: ha un QI incredibile, e tutti, yeah, il punto 1 del suo piano. Punto 2, lui risolverà tutto, e tutti, yeah, no? Ecco, la politica sta diventando questo. Vi presento delle cose sulla quale effettivamente avete delle paure, delle speranze, delle emozioni forti, ve le esacerbo, ve le rendo forti dentro, cioè ve le rispecchio, no? E vi dico gridiamolo insieme, e poi vi dico una qualunque cazzata che vi presento come soluzione, che suoni bene, perché nella vostra testa ce ne siamo occupati. Nel senso, adesso lo voto e siamo a posto, no? Questa roba andrà. Perché? Perché è tutto emotivo, no? È tutto dentro la nostra testa, è tutto lì. Il problema è: avevo paura, non sapevo bene di cosa, magari era delle crisi economiche, degli stranieri, del morbillo, di qualcosa. Questo qua mi ha tirato fuori la paura, me l'ha fatta gridare, poi mi ha detto: adesso risolvo tutto con quella roba lì. È fatta, no? Uno vota, dopodiché se ne dimentica, si occupa del mutuo, guarda le serie TV, si fa i cavoli suoi, insomma, no? Perché non gli importa quello che era la politica, che era gestire con le risorse che ci sono, le situazioni che ci sono, per ottenere dei tipi di risultati, no? Ogni tipo di risultato ha un costo e un beneficio, è inevitabile, no? Cioè, se hai delle risorse devi decidere come usarle, quindi delle cose, volete, non so, più servizi pubblici nel nostro sistema economico ridicolo, però all'interno di questa regola qua bisognerà che aumentiamo le tasse, oppure bisognerà che troviamo un altro modo di, no, non so, farete del volontariato in più, ecco, però il concetto è: c'è un problema, c'è da gestirsi, la politica è quello, solo che è così noioso, una rottura di scatole, tu non vai a un comizio e uno ti dice: guardate, c'è sta soluzione, vi costa un po', bisogna far così, vi spiego come, ma che se ne frega, sei il politico, no? E questo l'hanno capito i politici, hanno smesso di fare sta roba, hanno smesso di spiegarvi cosa vogliono fare, come, quanto vi costa, hanno smesso totalmente di chiedervelo. Questo proprio è diventato preistoria. Adesso se qualcuno in un comitato politico propone: facciamo un sondaggio, chiediamolo alle persone, lo buttano giù dalla finestra direttamente, perché le persone non vogliono prendersi responsabilità, vogliono quello che in effetti adesso gli viene dato a tutto andare. Esclusivamente comunicazione emotiva, in cui tu emotivamente, guarda, questo è molto importante, perché tu hai detto delegare, ma delegare è già un atto razionale. Per dire: io ti conosco, so che tu sei un bravissimo, non so, ingegnere, ma anche una brava persona, e io mi fido tantissimo. Tu dici: guarda, voglio fare Presidente della Repubblica, e in questa Repubblica presidenziale che ci inventiamo al momento mi voti e mi deleghi di far tutto. Io razionalmente posso anche dire: cazzo, sì, ti delego, però questa è una cosa razionale. È completamente diversa dal tipo di comunicazione di cui parlo, che è totalmente emotiva, è basata solo sul piano emotivo, perché quella emotiva è uno dei processi, delle regole di cui parlavo all'inizio, che lavora in background dentro il nostro cervello, cioè lavora sotto la nostra soglia di attenzione, per cui noi non ce ne accorgiamo, ma viviamo queste cose, ci entriamo, seguiamo tutti questi percorsi, arriviamo alla fine e addirittura facciamo anche siamo contenti, soddisfatti. Sapete quanta gente vota quello lì o quello là e poi dice: adesso è fatta, no? Arriva la vittoria, no, delle cose, adesso da questo momento, no? Ma su cosa? Se non avete deciso niente. Eppure noi viviamo dentro questi cicli. Ecco, io tanto tempo fa stavo dicendo che c'era un elemento che avevo saltato nella premessa, sto ancora parlando della premessa, che avevo chiamato il feticcio del dato.
Questa è una delle caratteristiche del pensiero razionale e scientifico che ultimamente si è sviluppato tantissimo e che veramente io trovo di uno spassoso. A rifletterci però, vedete, si aprono a livello mentale degli scenari. Pensate al feticcio del dato. Noi siamo stati abituati oramai da decenni di comunicazione televisiva che c'è il dato. Allora quando arriva quello che dice adesso io vi faccio vedere dei dati, no, tu subito dici se ci sono dei dati, no, ovviamente. Cosa sono i dati? Quando dicono citami la fonte, no? E tu dici OMS, allora siamo a posto, no? Ma cos'è l'OMS? Cioè, capite, noi viviamo dentro delle proiezioni mentali di cose a cui attribuiamo dei significati. Poi certo, io non sto dicendo l'OMS non vale un cazzo, poi magari sì, non vale un cazzo, ma non è il punto, non è questo, non sto dicendo questo. Sto dicendo che noi prendiamo, come al solito, sotto il livello del radar, tutta una serie di cose. Il tizio in giacca e cravatta, se dice una cosa, sicuramente è una cosa più seria di quello con la maglietta. Il nostro cervello, sotto il livello del radar, ha deciso così, prima ancora di ascoltare cosa sta dicendo. Per quello che sono qua in maglietta, cioè per vedere, di violentare un po' i vostri processi mentali minimalmente, no? Per farvi provare a riflettere sul fatto: state valutando quello che sto dicendo? In che misura, se io fossi stato qua in giacca e cravatta, avessi detto meno parolacce e magari avessi avuto anche delle slide colorate, no? Con delle immagini, dei grafici, e avessi citato quel dato, quello studio, quanto vi sarebbe sembrato più una roba seria, no? È dentro la vostra testa. Siamo sempre lì, dentro la vostra testa. Ok, ho finito la premessa. Il primo punto che volevo sviluppare era quello che ho chiamato che cosa vuol dire pensare. E questo secondo me è veramente interessante, perché noi siamo, per esempio, una delle abitudini che abbiamo preso è quella di ritenere sempre di star pensando, tutti i giorni, dire ma certo io penso costantemente, no? Ecco, io invece sono abbastanza convinto, nell'esperienza che ho, che quasi nessuno, quasi mai pensa. Quello che facciamo è un'altra cosa. Lo chiamiamo pensare, ma non è pensare. Per essere precisi, io lo chiamo noleggiare pensieri altrui. E non è che sia sbagliato, anzi, è la normalità. Io stesso lo faccio abbastanza costantemente. Perché noleggiamo pensieri altrui? Perché dico così? Perché normalmente a scuola, no, non normalmente, allora la scuola, qualcuno si ricorderà che ai tempi dei miei nonni almeno, c'era quello che si chiamava nozionismo, l'approccio nozionistico. Cosa voleva dire? Voleva dire che ai ragazzini venivano venivano costretti a imparare a memoria delle date, delle formule, le poesie stesse, cioè anche le materie umanistiche venivano insegnate in questo modo, si imparava a memoria, si ripeteva a memoria il pensiero o di un letterato, di un filosofo, quello che fosse, e si bisognava ripetere quel pensiero e basta a memoria. A un certo punto si è introdotto quello che è stato chiamato l'approccio della cultura critica. Cioè si è detto, no, ma la scuola non deve, lobotomizzare i ragazzi, deve insegnargli a pensare. E quindi hanno detto, come facciamo a insegnare ai ragazzi a pensare? L'idea è stata, diamogli degli esempi. Cioè, diamogli un dato, il dato, no? E poi gli diamo qualcuno che ha commentato il dato, che l'ha studiato e che ci ha fatto sopra una sua riflessione. Così i ragazzi impareranno come si fa a riflettere, no? Bellissima idea. Il risultato finale qual è? Che prima ti chiedeva una memoria al dato, adesso ti chiede una memoria al ragionamento fatto da qualcun altro sul dato. Una volta dovevi imparare a memoria l'infinito di Leopardi, oggi devi imparare a memoria che cosa dice quel commentatore importante dell'infinito di Leopardi. Cioè quando ti interrogano, non ti chiedono l'infinito di Leopardi, ti piace o no? Cosa ti fa pensare? Come ti senti? Se devi fare una metafora, cioè non ti fanno improvvisare, anzi, se improvvisi ti bastonano a scuola. Perché dicono, dove hai letto sta roba? Che tradotto è chi ti credi di essere a pensare, ok? Quando ti danno il bel voto? Quando gli ripeti a memoria quello che hai studiato, che qualcun altro ha pensato. Quindi ti insegnano che cosa devi pensare, ok? Non ti insegnano a pensare, ti insegnano a utilizzare un pensiero già pronto. Se ci pensate, è la stessa cosa di quando vi si rompe la lavatrice. Voi non sapete come si ripara, chiamate uno che arriva e ve la ripara. Quando scoppia una guerra in Medio Oriente, al telegiornale vi dicono perché è scoppiata, anzi vi dicono 2 perché possibili.
diversi. Uno vi dice è per la guerra di religione, l'altro dice no, è per il petrolio. Ma non l'avete pensato voi potete solo scegliere pensieri di altri e poi al bar avete scelto il vostro dei due e dite ah cazzo questa guerra in Medio Oriente è scoppiata sicuramente per il petrolio o per la guerra di religione, no ti dico che è per il petrolio, ma non sono pensieri vostri. Ora voi dite certo ma chi se ne frega della guerra in Medio Oriente, ma questo meccanismo lo usiamo per tutti i pensieri. Io poi tempo fa tenevo un corso si chiamava un corso sulla gelosia. Mi appassionava molto il meccanismo della gelosia, in termini proprio anche molto vicini ai meccanismi sessuali, proprio quasi un corso sugli aspetti sessuali della gelosia, nei rapporti, nella relazione, nella coppia, eccetera. E una delle cose incredibili è che noi usiamo questi modelli di pensiero prefissati, noleggiati, addirittura per decidere cose come queste. Cioè, se una persona vede una persona che ama, che abbraccia e bacia un'altra persona, non pensa come mi sento, che può essere felice per lei, può essere arrabbiato nero, può essere in pericolo, può essere, non so, qualunque cosa, intendo dire, no, non guarda cosa prova, pensa nella sua testa cosa devo provare. Cioè, di fronte a questa situazione, nel mio manuale di istruzioni, qual è l'identità mia, che cosa dovrebbe provare? Cioè, noi inseguiamo un modello identitario esterno che ci dica cosa dobbiamo provare rispetto alle cose più personali che ci siano, costantemente, tutta la vita. Allora rendersi conto dei processi percettivi, che poi è quello che in qualche modo cerco di provocare con i miei post, i libri, queste conferenze, tutte le occasioni che ci sono di comunicare, significa cominciare a osservare questo, cioè osservare passo per passo dentro di noi come costruiamo questa roba che chiamiamo realtà, come costruiamo questa roba che chiamiamo identità a cui poi ci ispiriamo, no? Quali sono i meccanismi e come gestirli, come pigliarne la responsabilità, che non vuol dire che ogni 3 secondi devi ribaltare le regole di tutto il mondo e mettere in discussione tutto per forza, tipo Bastian Contrario. Vuol dire che devi anche assumerti la responsabilità di scegliere, per esempio, di noleggiare il pensiero di un altro, sapendo che lo stai facendo, però non pensando che è il tuo, anzi arrabbiandoti, no? Se qualcuno ti dice guarda che magari non hai pensato tu, no? Perché non è una questione di, anche qui, no? Scattano i meccanismi di difesa, no? Del nostro cervello, non ci permettono di affrontare, quando si dice non sai prendere bene una critica, no? Il punto non è che non la sai prendere bene, è che non capisci che è una critica, cioè non riesci a percepirla come una critica, perché una critica è una roba che ti segnala da qualche parte in quello che stai facendo una fallacia, un elemento di vulnerabilità, se vuoi, no? Sapete gli hacker cosa fanno, no? Che vanno dentro i siti altrui, si dice li bucano tecnicamente. Ecco, ci sono hacker che bucano e poi ti fanno un danno, ti distruggono il sito, e ci sono hacker che bucano e ti lasciano un bigliettino informatico, diciamo, un messaggino, che dice attento, qua c'è un buco. No? Con la loro firma, loro poi sono fighi, lo dicono in giro, fanno la fotina, no? Ho bucato la NASA, tac, no? E lo dicono ai loro amici e i loro amici festeggiano e via. Ma tu hai imparato che quel sistema c'è un buco. Ecco, la critica è quello, nel nostro cervello invece la critica diventa un'aggressione al nostro modello identitario. E quindi uno ti critica e tu ti arrabbi e ce l'hai con lui, anzi vuoi vendicarti, in qualche modo vuoi portargli una critica anche a lui, no? Ti ha fatto un favore, tecnicamente. Però il nostro cervello non è in grado di affrontare sta roba in questo modo, esattamente come non è in grado di uscire dal sistema del paradigma competitivo. Io stesso, quando sono in macchina, uno mi sorpassa, una parte del mio cervello dice presto sorpassalo. Ma perché? Sto mica facendo una gara, poi tra l'altro non sto andando da nessuna parte, dove stanno, cioè non è che stiamo andando allo stesso posto, arriva le bacche rosse, no? Arriva prima lui, io sono fottuto. È questo, dentro il mio cervello da qualche parte c'è ancora la paura di non raggiungere le bacche. Come la consideri la psicologia allora? Come la considero la psicologia? È la psicologia che crea dei modelli identitari o siamo noi che ci facciamo trovare il... Fermo, segnatelo, dategli un foglio. No, nel senso che vorrei finire di fare questa cosa perché dobbiamo parlarne un po'. No, che scusami, anzi, grazie. È solo che mi piacerebbe parlarne per 1 ora e un quarto. Perché qua... Ah no, ok, sì, perché infatti avevo detto se vi vengono delle cose, dei dubbi, magari segnatevi un appuntino così dopo dedichiamo un bel po' di tempo a parlarne una per una di tutte le cose, no? Grazie, scusami, non volevo tagliarti, anzi veramente interessante. Allora,
Ecco. Allora, quindi cosa vuol dire pensare? Come funziona pensare? E questa è una roba che anche molti non ci hanno magari avuto modo, occasione di approfondire. Invece è interessante, è molto semplice, come tutte le cose che dico sono tutte, lo vedete, banali, terra a terra, semplicissime, non sono cose complesse. Pensare, che è una roba che fanno pochissimi, è... avete presente la settimana enigmistica? C'è quel gioco che si chiama Che cosa apparirà? L'avete mai visto? Sono dei puntini con dei numeri, no? Che quando lo guardi vedi una matassa di puntini che non dicono niente, però se li segui, fai tutto il giro, no, con la penna e segui i puntini, alla fine c'è un ombrellone con una persona che piglia il sole mentre un'altra si tuffa, roba del genere, no? Quindi all'inizio c'erano dei puntini che in sé non volevano dire niente, tu unendo dei puntini tiri fuori un significato, un'immagine, no? Che ti trasmette qualcosa. Ecco, pensare è esattamente questo processo. Tu hai dei puntini, quelli che si chiamano dati, informazioni, quello che ti arriva al cervello attraverso le dita, gli occhi, le orecchie e anche non direttamente, non è che devi cioè tu puoi sapere per esempio di una guerra in Afghanistan senza aver mai visto l'Afghanistan, magari neanche esiste l'Afghanistan, ma non importa, cioè nel senso puoi sentirlo dire da qualcuno di cui ti fidi, ci credi e quindi ti arriva il segnale anche se non lo vedi coi tuoi sensi direttamente, quindi è una forma mediata, razionale. Però sono dati, quelli sono puntini. Allora tu prendi questi puntini, li metti lì, puoi averne tanti o pochi su quel tema e poi c'è da fare un disegnino, c'è da collegarli. Ora la cosa interessante dell'esempio che faccio, cioè questo della settimana enigmistica, è che in Che cosa apparirà ci sono dei numeri. Tu segui i numeri, quindi viene fuori quello che qualcuno ha deciso per te, no? Ecco, cos'è pensare? Pensare è inventarvi voi l'ordine per collegare i puntini. Ma anche quali puntini metterci in quel vostro disegno, nel senso che magari una persona, per esempio, parla di un tema che adesso è molto caldo, i vaccini, no? Parla, non so, poi i vaccini come tema già è ridicolo, diciamo l'obbligo vaccinale, ok, no? E allora magari qualcuno ci mette dentro analisi chimiche, qualcuno ci mette dentro dati statistici, qualcuno ci mette dentro degli elementi storici, delle cose successe, degli eventi, qualcuno ci mette, okay, no? Qualcuno ci mette dei punti in più perché ha un sacco di punti in più, magari ha letto 100.000 studi e quindi ecco 100.000 puntini, no? Qualcun altro ne ha pochi, o magari qualcuno ne ha di molto diversi, qualcuno magari si aggancia a, non so, riunioni segrete, di sette segrete in cui si parlava di questa roba che nessun altro lo sa e lui lo mette dentro anche quei puntini nel suo disegno, ok? Quello che fa chi pensa è comunque radunare un tot di puntini, pochi o tanti che siano, e unirli in un modo che lui decide, lui con la sua testa decide, tirandone fuori un disegno. Quel disegno è il suo pensiero, cioè è l'interpretazione che date di elementi che sono arrivati alla vostra attenzione e che poi chiamate, non dico realtà nel senso che è vero per forza, ma possibili realtà, ok? Ora, la cosa buffa è che noi siamo abituati a pensare che la realtà, appunto come dicevo prima, sia fuori di noi. Perché? Perché se ognuno di noi nella sua mente ci avesse la sua realtà e andasse avanti solo con la mente nella sua realtà, io questa roba non la chiamerei scrivania e magari quasi nessuno di voi, ognuno la chiamerebbe con un nome diverso, per qualcuno sarebbe la cosa su cui posare soltanto cose blu, per un altro sarebbe la roba su cui ballare, per un altro su cui metterci, per cui non riusciremmo a vivere insieme, ma neanche a comunicare. Quindi cosa succede? Che è vero che ognuno di noi costruisce una sua idea della realtà, ma è anche vero che per funzionare insieme dobbiamo metterci d'accordo su almeno tutta una serie di elementi di questa idea di realtà, che poi sia vera o no, lasciamolo perdere, però dobbiamo essere d'accordo, per esempio, su che cosa fare con una scrivania, principalmente, ok? Anche sul fatto che quello robo sia un semaforo, che quando è rosso stiamo fermi, quando è verde andiamo. Questi sono accordi convenzionali, servono a funzionare insieme, ma non sono dati di realtà a sé stanti che non ci riguardano, sono cose su cui noi accettiamo di giocare a quelle regole. Poi tra l'altro spesso diciamo, queste regole fanno schifo, che sei accettato a fare allora? Cambiale, no? Cioè, dati da fare per cambiarle, non è che... Però per noi è così, no? È come se fosse arrivi, c'è il Monopoli, hanno già deciso quali sono le regole, o giochi così o non giochi, o devi andartene, no? Solo che nella vita non puoi andartene. Ecco, invece no, nel senso noi dovremmo proprio mettere a fuoco che tutte le regole dentro cui viviamo sono regole che abbiamo costruito, che ognuno di noi costruisce nella sua mente e che funzionano anche socialmente perché accettiamo di giocarci. Tant'è
che quando una parte consistente di una società decide che non gioca più secondo quella data regola, ecco che cambia la società. Scoppia una rivoluzione, ma anche non necessariamente una rivoluzione, magari le donne votano, prima no, poi sì, no? Cioè cambiano le regole. Perché? Perché una parte consistente della società ha deciso che non gioca più. La cosa interessante, cosa buffa, è che normalmente queste persone che magari lottano per 20 anni per cambiare, non hanno capito, non sanno questo, cioè non sanno che le regole sono sempre state nella loro testa, altrimenti sarebbe ancora più facile. Pensano che le regole siano là fuori, siano la realtà che va modificata, no? No, è solo l'accordo sulla realtà che va modificato, molto più semplice. E questo spero che adesso, proprio con l'avvento della rete, di internet, diventi sempre più trasversale, cioè che questo livello di, io dico proprio chiaramente, potere sulla realtà, oltre che sull'identità, diventi sempre più diffuso e orizzontale, perché quella secondo me è veramente l'unico chiave di volta evolutiva che possiamo affrontare senza bisogno di niente, non ci serve proprio nient'altro che una presa di coscienza. Riguardo giusto all'esempio che facevo adesso, questo di unire i puntini, una cosa importante secondo me da tenere presente è proprio che siamo costantemente abituati a ripeterci che pensare è tirar fuori quel disegno della settimana enigmistica con quei puntini numerati, tant'è che se uno li unisce in un altro modo, noi di subito diciamo hai sbagliato, no? Cioè, perché pensiamo che quello lì sia quello giusto, no? Ma quello giusto è una definizione che dobbiamo fare noi, è una scelta che dobbiamo fare noi, non è una cosa che dovremmo prendere passivamente. Invece noi siamo abituati a pensare che ci siano sempre le cose giuste e quelle sbagliate, che non lo decidiamo noi, lo decide uno con la laurea, lo decide la maggioranza, lo decide Dio, lo decide la natura, non noi, no? E invece gli unici in grado di titolare qualcosa come giusto o sbagliato siamo solo noi, dentro la nostra testa, perché intendo dire quello di prima, no? Tutto quello che vedete è dentro la vostra testa, io sono dentro la vostra testa, sono un'immagine che avete, una voce che sentite, che dentro la vostra testa assume una roba, siete voi dentro la vostra testa a decidere che quello che sto dicendo è interessante, fa schifo, serve molto, non serve a niente, acqua fresca, cioè, e sono tutte decisioni lecite perché sono vostre. Il punto è ovviamente pigliarsi la responsabilità, no, di questa cosa e il potere su questa cosa. Ma questo significa prendere coscienza. È quello che in qualche modo io... Non solo, perché poi appunto questa è una cosa che vorrei sottolineare, io non è che vado in giro a dire vi sto svegliando, no? Mi sto svegliando, cioè io questa roba la faccio su di me costantemente, proprio perché normalmente mi viene da chiudere gli occhi, cioè, come a tutti voi, perché e difatti qui c'era, giuro che c'era a un certo punto, quello che ho accennato prima, cioè la nostra mente tende a correre sempre sulla via di minor disagio. È come il fiume, un fiume che parte da una montagna, deve arrivare a valle, non è che va in un posto dove sale o dove è più... prende sempre la via dove incontra meno ostacoli. Ecco, la nostra mente funziona così. La nostra mente, se di fronte a una situazione, andando in una direzione prova dolore, fatica, e un'altra è più facile, più liscia, va sempre dove è più liscia. E allora quando uno capisce che funziona così a un certo livello e ha il potere di poter, come dire, no? Modificare un po' l'assetto idrogeologico della montagna, fa andare il fiume dove vuole che vada. Lo facciamo noi per l'irrigazione, no? Facciamo in modo che i fiumi vadano dove ci serve che vadano. Ecco, con la mente fanno la stessa cosa. Fanno in modo che pensare un certo tipo di cosa, prendersi un certo tipo di responsabilità, mettere in discussione certe regole, sia molto faticoso. E quindi fanno in modo che tu sia un complottista, che tutti ti vedano come un rompipalle, che sia quello che va incontro ai guai, crea guai agli altri, che cavolo vuoi fare, ma chi ti credi di essere, è arrogante, un truffatore, eccetera, eccetera, no? Allora uno dice, che cazzo lo faccio fare, no? È molto più facile seguire il flusso, andare nella direzione che ti indicano, perché lì va tutto bene, nessuno ti radia, nessuno ti insulta, non ti arrestano, non ti chiudono i siti, non ti censurano, ti danno dei soldi, anzi ti danno una cattedra ad honorem, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio, no? Tu dici, certo, chi me lo fa fare di fare una roba che mi faccio male a tutto andare, no? Quando invece il problema è non ti chiedi come mai ti fai male andando di lì, e come mai di là invece non ti fai male, perché non è una roba assoluta, è una roba che qualcuno ha deciso a tavolino. Ha detto facciamo che qua riempiamo di punte, no? Così se provano ad andare di lì, si fanno male, la smettono e vanno di là. Questo per dire che non siamo liberi quasi a nessun livello, nel senso che già non siamo liberi di nostro dentro la nostra testa, perché siamo abituati a seguire dei percorsi inconsci che non riusciamo a controllare normalmente, di cui non siamo consapevoli. Quando riusciamo a controllarli, affrontiamo già una fatica. Adesso vedrò a spiegare perché, per esempio, le persone normalmente non pensano, che non è che non pensano così perché non c'hanno voglia. E poi quando anche
affrontano sta fatica e vanno in quella direzione, incontrano anche gli ostacoli che gli vengono messi di proposito. Per cui, cioè, è chiaro perché poi le persone normalmente non hanno nessuna voglia, inclinazione a stare lì a pensare. Ecco, infatti il punto che volevo dire adesso, ho scritto, perché appunto cosa c'è di così problematico nel pensare? Che quando voi seguite i puntini numerati della settimana enigmistica, qualcuno ha già deciso come deve avvenire quell'immagine, quindi quell'immagine, come dire, ha già delle caratteristiche, per esempio, che è divertente, è arguta, no? È fatta bene. Quindi fate quel disegnino lì, esce fuori una roba, hai visto che bello che hai fatto. No? Se te lo inventi tu, come dice, ma collego qua, collego là, magari viene una schifezza. Chi vi guarda dice che schifo, no? Tu stesso dici, lo guardi e dici, bah, insomma, sembra un po' stupido. Per cui dovete rifarlo. Allora fate un altro tentativo e poi dite, no, aspetta, allora fai un altro tentativo, è faticoso. Dovete stare lì, trial and error si dice, no? Cioè, provo, non esce bene, lo miglioro, eccetera. Quando poi alla fine, magari dopo che ci avete pensato per un sacco di tempo, avete un vostro pensiero, ve lo siete fatto. Cazzo, ho creato una cosa, che bello, no? Bella emozione, una teoria, ci ho messo 6 mesi, ma finalmente ho un'idea mia, arrivi, la dici e uno ti dice, quella roba lì non l'hai considerata, boom, ti crolla tutto in faccia, ti senti un coglione, dici, cioè, no? E ti viene da pensare, no, questa roba devo lasciarla fare a loro, a quelli che no, sanno come si fa, perché io evidentemente, invece no, anche loro fanno così, solo che hanno poi modo di rintuzzare ogni tipo di critica o cosa, schiaffandola in una categoria che non vada a toccare questo, rendendo comunque glorioso quello che fanno loro, perché? Perché tutti quanti insieme lo ripetiamo in coro. Però di fatto per l'individuo pensare è faticoso, significa mettere sotto stress le proprie capacità, mettere in discussione magari delle cose sulle quali si affidava e che tra l'altro funzionano socialmente. Perché se tu ti metti a cercare di riflettere su come si potrebbe cambiare, non so, il sistema del traffico, no? Passando dai semafori alle rotonde, trovi un sacco di gente che si incazza con te. Primo perché dice ma io sono abituato così, secondo perché dice così funziona bene, terzo perché dice io ho la fabbrica di semafori e c'è la gente poi sta a casa, non lavora più se mi fa le rotonde. Quando poi fai le rotonde scopri che uno entra da destra, uno entra da sinistra, non capisci più un cazzo, chi ha la precedenza, allora poi dici rimettiamo i semafori intorno alle rotonde, che questi mostri che ci sono adesso, che uno arriva, è rosso, si ferma, poi diventa verde, parte, c'è gente dentro la rotonda, devi dargli la precedenza perché è dentro, però tu c'hai il verde, lui c'ha il rosso, lui si ferma, tutti fermi, ti suonano e non capite più un cazzo. Perché? Perché stanno cercando di cambiare le regole, in un modo che tecnicamente uno dice potrebbe essere migliore. Questo è pensare, cercare di applicare il pensiero, capite che disastro, no? Pensate a farlo tutti i momenti sulla vostra vita, su ogni singola cosa, cioè uno diventa matto. Però questo è pensare, ed è faticoso, è una cosa faticosa, è una cosa che spesso non porta ai risultati che speravate, è una cosa che viene normalmente osteggiata perché va a scomodare tutta una serie di cose su cui gli altri si affidano, che voi pensando rimettete in discussione, e gli altri non hanno voglia che li rimettete in discussione, no? Quindi comunque pensare comporta molti problemi già di per sé, anche in un mondo pulito, buono, sano, in cui nessuno abbia cattive intenzioni. Poi figurarsi dove c'è chi ha già strutturato una sua rete di potere ben precisa e il vostro pensiero diventa un ostacolo, una rottura per lui, cioè già è faticoso per voi farlo, poi in più vi arrivano mazzate a tutto andare. Ed è per questo che nessuno pensa. Siamo così abituati a questa cosa che ormai per noi consideriamo pensare quello che in realtà è noleggiare, noleggiamo costantemente pensieri altrui, viviamo costantemente dentro schemi numerati che ci hanno già fatto. Quando qualcuno, anche proprio così per errore, cambia un po' lo schema, viene bastonato, gli si dice che ha sbagliato, no? Fin da quando va a scuola. E quindi noi poi siamo abituati così, addirittura certe volte veramente mi sono divertito, mi è capitato qualcuno che ha tirato fuori un'idea o qualcosa di suo e lo fai con quella incertezza di base, guardate, io avrei un'idea, non so se posso, no? Cioè è una cosa come se fosse una specie di colpa, e se ci pensate è diventata una colpa. Gli intellettuali passano il 90% del tempo a leggere libri di altri e a scrivere monografie di altri o commenti sul pensiero di altri. Ma un pensiero vostro no? Io un po' di anni fa ho scritto un libro che tra l'altro è uscito da poco la riedizione, si chiama Fandom, in cui rileggo tutta la storia del genere umano sulla base di roba che ho inventato io, dei concetti che ho inventato di sana pianta io. Tra l'altro poi chi l'ha letto mi ha detto guarda che questo concetto c'è già nella cultura hindu del Vatte la pesca oppure nel libro di chi se ne frega, io non lo so, non l'ho letto, sono contento se c'è, ma io l'ho pensato per i fatti miei, no? E una delle cose più divertenti è che
Quel libro ha avuto all'inizio delle risposte abbastanza intense, anche dal mondo un po' culturale. Io sto a Milano, per cui ho avuto un po' le risposte di quelli che lì, in qualche modo, non è che li frequentassi, ma erano lì, e quindi mi è capitato che... E la critica più comune non è mai stata hai scritto una marea di cazzate, che è anche comprensibile. È stata: dove hai preso questa roba? Qua? Sì, ma quali sono i tuoi studi su sta roba? Non ci sono, cioè l'ho pensata, no? Sì, ma rispetto a quale? A me! E chi cazzo ti credi di essere? Come che uno che ha pensato a sta roba, non so se va bene o male, dimmi se ti piace, ma è veramente, sembra comico da dire, ma è veramente diventato così. Cioè, se uno pensa a una cosa, o lo applaudono in 13.000 insieme, allora è diventato un genio che pensa alle cose da cui noleggiare i pensieri, tutti, no? Oppure, se non è ancora in quella posizione lì, è uno che cosa vuole, come si permette, no? Di pensare. Eppure pensare è la cosa che ci caratterizza come esseri. Cioè la nostra specie ha questa capacità che non hanno gli animali. Gli animali fanno un altro livello di pensiero che è legato molto ai meccanismi istintuali, ma non hanno la possibilità di ipotizzare significati delle cose. Questa è una roba è la roba che ci distingue da tutto il resto che c'è in giro, nel bene o nel male, però diciamo c'è questa roba e non la usiamo. Anzi, chi la usa, boom, giubbotte. Come la scimmia quando cerca di prendere la cosa, giubbotte, no, non si prende, è vietato. Ditemi se non è buffo. Ecco, di quello che io chiamo il teorema del babau. Io un po' di anni fa, io mi ricordo che l'avete, vedo insomma qui di ragazzi giovanissimi, non ce ne sono molti, per cui penso che abbiate passato tutti l'era Berlusconi, no? Ecco, c'era il periodo in cui c'erano i governi Berlusconi e c'erano tantissime persone che scrivevano: essendoci Berlusconi il mondo è un incubo, no? E tutto va male perché c'è Berlusconi. Poi dopo, quando Berlusconi è caduto, c'è stato un momento di confusione, eccetera, e poi è arrivato Renzi, e poi tutto va male perché è arrivato Renzi, no? Ora, questa roba qua, che io chiamo il teorema del babau, non vuol dire in realtà Berlusconi è bravo o Renzi è bravo, vuol dire che siamo abituati mentalmente a pensare che siccome le cose vanno un po' male ci deve essere un colpevole, e questo colpevole deve essere qualcuno che identifichiamo, lo mettiamo lì, e lui è il centro del male dell'universo, lui o loro, no? Perché può essere la setta, il gruppo. Io, per esempio, il mio loro, quello che adesso vi racconto un piccolo aneddoto, perché Jessica una volta ha definito genialmente i bastardi. Ecco, individuare questi loro, il mio per esempio, sono le multinazionali. Io ce l'ho con le multinazionali, non so, ho il dente avvelenato, per me sono il male dell'umanità. Poi mi rendo conto che è un processo mentale di cui io sono un po' servo, no? Come tutte le persone. Cerco di, come dire, mitigarlo, riconoscerlo, limitare il controllo che ha su di me, sui miei processi percettivi. Però ecco, il mio loro sono questi qua. Adesso vi voglio raccontare veramente questo piccolo aneddoto perché è divertente. Cioè, Jessica è una donna splendida che mi sopporta da una decina d'anni, non so come faccia. Praticamente lei un po' di tempo fa aveva aperto uno di quei negozietti, sapete, quelli automatici dove metti dentro la monetina e cade la bottiglietta d'acqua, la Coca-Cola, questa roba qua. Aveva messo su sto coso qua, aveva fatto un piccolo investimento e per un po' aveva gestito sta roba con grande passione. E allora tutti i giorni andava almeno un'oretta lì a sistemare le cose, a controllare i prodotti, a vedere se le macchinette erano a posto, se c'erano dei danni. E una volta che era con questa sua amica, che si chiama Persefone, altra persona splendida, hanno fatto i controlli che dovevano fare le macchinette, dopodiché hanno preso e se ne sono andati. Lei normalmente si portava via qualcosa dei prodotti, tipo qualcosa da bere o da mangiare a seconda, e quella volta lei era convinta di aver preso delle bottigliette d'acqua, no? Perché aveva sete. Allora quando poi erano in macchina, lei stava guidando, Jessica, e Persefone era di fianco, e lei guidando ha detto: mi prendi per favore la bottiglia d'acqua, no? E Persefone ha guardato nella borsa e fa: guarda che non la trovo la bottiglia d'acqua. E fa: ma dai, come no? Allora al semaforo si ferma, prende la borsa, comincia a ravanare, non la trova, guarda verso lo specchietto, verso il come si chiama in italiano? Parabrezza, e dice, guardando nel vuoto: bastardi. E Persefone, dopo un attimo di silenzio, la guarda e fa: chi? No, ecco, i bastardi, quelli che ti hanno fatto sparire la bottiglietta d'acqua, i misteriosi bastardi. Ecco, questa è una cosa che di per sé non vuol dire molto, è un episodio un po' sciocco, però nella mia testa funziona bene. Io tutte le volte che mi viene da dire
individuo qualcosa e dico ecco il male, così mi ripeto sta cosa, mi rivedo sta cosa qua, è un meccanismo del nostro cervello, cercare di trovare il colpevole, no? Se qualcosa non funziona, non ce lo possiamo spiegare, non funziona, bisogna attribuirlo a qualcuno, che non vuol dire che non ci sia gente che fa danni di ogni genere, però a me importa molto capire cosa succede dentro la mia testa, più che di cosa succede fuori della mia testa, perché quello che succede fuori lo decido comunque dentro. Quindi prima voglio essere, come dire, in controllo di quello che sta succedendo dentro, poi dopo mi posso occupare anche di quello che succede fuori. E questo è un po' l'augurio, insomma, lo stimolo, lo spunto che cerco di portare anche alle altre persone. Osservare i nostri processi, perché sui nostri processi possiamo lavorare, abbiamo il terreno, su quelli esterni possiamo solo ipotizzare. Magari siamo bravissimi, ipotizziamo benissimo, quello che volete. E questo per esempio è proprio uno dei modelli, dei paradigmi di comportamento mentale più comuni. Difatti, tra le raccomandazioni che avevo fatto rispetto ai sistemi educativi, avevo proprio introdotto il concetto di spingere i bambini a riflettere su quello che pensano loro, dentro loro, su come formano i loro processi mentali, ovviamente con esempi più semplici, piccoli, no? All'altezza delle capacità cognitive di un bambino, però allenarci a osservare noi invece che giudicare gli altri è molto efficace, perché sugli altri proiettiamo, e quando proiettiamo roba nostra noi ce la dimentichiamo, no? Cioè non è più nostra, per cui dentro di noi non siamo più in grado di osservarla, la vediamo solo fuori. C'era un esempio che facevo tempo fa, per esempio se il vostro vicino di casa improvvisamente comincia a vestirsi di bianco e a mangiare solo roba bianca, a parlare solo con parole che iniziano per la A, e dite caspita, questo qua è entrato in una setta, gli hanno fatto il lavaggio del cervello, no? Cioè qualcosa di stranissimo. Se invece il vostro vicino di casa ogni domenica va in un posto insieme a 1000 sconosciuti a urlare di fronte a un gruppo di persone in mutande che prende a calci una sfera di cuoio, e quando questa sfera di cuoio finisce dentro una rete di corda da una parte è pieno di gioia, quando invece finite in una rete di corda dall'altra parte si intristisce, si arrabbia, lo considerate totalmente normale. Semplicemente perché nella vostra mente questa cosa cioè, rientra, no? Eppure se pensate, un alieno che arriva e vede una roba e dice questi sono matti, che malattia c'hanno, no? Cioè, però per noi questo non è, se invece quello là si è vestito di bianco, perché? Perché semplicemente non siete abituati. Se vestirsi di bianco e parlare solo con parole che iniziano con una lettera fosse la normalità o una cosa molto consueta, non sarebbe più una setta, no? Nessuno direbbe che uno che diventa cattolico è entrato in una setta, perché? Perché ce ne sono tantissimi e quindi è normale, ma ancora una volta è dentro la nostra testa. Ecco sì, questa è una roba suicida che dico, quando lo dico si arrabbiano tutti i miei editori. Sono stato spesso invitato a parlare appunto da editori o alle librerie o così, però secondo me è importante dire questo, leggere libri non è di per sé male, però anche questo è un trucchetto mentale che abbiamo. Ci dicono se leggi stai pensando, no, se leggi stai prendendo in considerazione un pensiero altrui, che è talmente diverso. Certo, se poi lo elabori, cominci a pensare, cioè cosa fai? Lo rendi uno dei puntini nel tuo disegno. Però molte persone invece cosa fanno? Leggono tanto e automaticamente noi attribuiamo a questa cosa, loro stessi attribuiscono a questa cosa il fatto che stanno pensando molto, stanno ripetendo e noleggiando pensieri altrui. Poi, appunto, qui bisogna vedere quante di queste persone poi in realtà elaborano quello che stanno leggendo, che vuol dire che prendono delle parti, le comparano con altre cose o anche con altre parti dello stesso libro e modificano il disegno in qualche modo, no? Quello è pensare. Però capite che se io prendo un libro di Freud, lo leggo un po', poi vengo qui e vi dico Freud ha scritto questo e questo, però secondo me, cioè mi tirate subito i pomodori, perché lui è Freud e io sono Stefano Re. Poi magari tra, non so, 10.000 anni Stefano Re no, sarà fichissimo e allora chiunque dirà qualcosa su quello che ha scritto Stefano Re sarà lui il pirla di turno. Però ancora una volta siamo dentro una situazione, io quello che spingo tutti a provare a fare è provate a pensare qualcosa di vostro. Vedrete subito che uno, non siete abituati a farlo, due, è una fatica della Madonna, però veramente vi cambia le cose, cioè vi fa cominciare a sentire che state guidando voi, poi magari andate contro un palo, ma è normale, intendo dire, se uno non guida spesso, non sa come funziona la macchina, tutto, però provateci, vi prendete in mano un pezzettino della vostra vita, una cosa stupida, piccolina, provate a pensarci voi, a costruire voi una roba sulla base, per esempio, di quello che provate, sentite, che è un'altra roba che non facciamo mai, quasi nessuno guarda cosa prova, le emozioni che prova sulle cose. Anzi, abbiamo
Addirittura ha installato un processo mentale per cui se non provi quell'emozione non funzioni. No? Se io ti faccio vedere una foto, no? E io mi indigno, no? Cioè, non ti indigni? No, allora sei malato, c'è un problema. Cazzo, ma sono malato, se non mi indigno, non mi viene. No? È un po' come la mamma che ti chiama e ti dice come mai non hai voglia di chiamarmi? E come faccio ad aver voglia? Al massimo ti chiamo anche senza aver voglia, ma non posso farmi venire voglia, no? Cioè, Eppure no, anche su questo, anche sul provare le emozioni, noi rispondiamo a delle regole di cui non sappiamo un corno e ci sentiamo in colpa. Nella nostra cultura, questo lo dice uno che si chiama Zizek, che è un genio, ecco, anche nella nostra cultura abbiamo per esempio sviluppato il dovere di divertirci. Io da ragazzino questa cosa la subivo molto, difatti è stato uno dei motivi per cui poi a un certo punto la mia infanzia ha preso una brutta piega. Era il concetto di sabato sera bisogna divertirsi, bisogna fare, cioè, ti stai divertendo tantissimo, no? E poi alla fine a Milano cos'era divertirsi? Era prendere la macchina sabato sera, quando tutti i pirla del mondo vogliono andare nello stesso posto, cioè sui Navigli dove non parcheggi neanche a pagare, si fa a botte per riuscire a parcheggiare la macchina con due ruote su un ponte e ovviamente te riporteranno via i vigili prima che esci. Ovviamente parcheggia 3 km dal locale, che poi ci sono 1000 locali bellissimi, ma devi andare in quello perché è quello fico, e in quello fico ci vanno tutti, per cui c'è la coda fuori, tu arrivi lì, fai la coda come un pazzo, quando entri c'è una musica altissima, non capisci niente, non riesci a parlare con la gente che c'è lì, vai a bere qualcosa che è anacquato, fa schifo e costa 1 miliardo, quando esci la macchina te l'ha rigata o se non te l'ha portata via, torni a casa stremato e tutti dicono cazzo che bella serata, ci siamo divertiti un sacco. E io a un certo punto, io dopo alcuni mesi, no, di questa tortura ho detto no ragazzi scusate, io non mi diverto, sarò strano, ma questo per me non è divertire. Io sapete come mi diverto? Io sto a casa sul divano, guardo un film, no? E magari ne parliamo anche, dice, di cosa? Del film, dopo che è finito ne possiamo anche parlare, no? E difatti poi alla fine c'ero io con altri 2 o 3 pazzi che seguivano Stefano Re, no? Ovviamente, no? Perché la maggioranza delle persone invece doveva andare nel posto a fare tutta quella trafila là e divertirsi tantissimo. Tra l'altro se uno non si divertiva facendolo aveva dei problemi, no? Era strano. Questa roba, quella dell'obbligo di divertirsi, guardate che veramente è una cosa, sta diventando una categoria psichiatrica, ne parlava proprio Zizek, che ci sono le persone che si sentono in colpa perché non si stanno divertendo, no? Facendo le cose, bisogna, cioè è diventato un dovere. In vacanza. Allora, la vacanza, pensate, ma adesso veramente, voglio buttarvela lì una cosa. Che giorno è oggi? Sabato. 13. Chi l'ha deciso? Ma non so, cosa cazzo cambia se è lunedì, martedì, giovedì? Il sole sorge, il sole va giù. Voi vi accorgete se fa freddo, se fa caldo, se nascono i fiori, questa roba ok succede, ma è martedì, cazzo, sono etichette. Noi abbiamo deciso di dividere in 7, abbiamo deciso di chiamarli così, abbiamo deciso che il lunedì è un giorno orribile perché si torna tutti al lavoro, invece poi il venerdì che bello, adesso poi andremo a fare le cose, quindi bisogna fare le cose, no? Siamo scimmie in quella sala con la doccia sopra, dice non vai in vacanza, tac, doccia. E se qualcuno dice ma io sapete preferirei andare via di martedì, tac, doccia, no? Anzi neanche più doccia, botte dagli altri perché un tempo ci arrivava la doccia addosso, ma adesso non serve più, non importa, non t'azzardare. Allora sì, giusto almeno 2 appunti su questa cosa, vorrei farli veloci quanto sono in grado. Sul discorso di come si incatena il pensiero avevo buttato lì 2 o 3 appunti che secondo me qualcosa va detto. Per esempio uno è quello che si chiama controllo sociale, è stato studiato in psicologia sociale e sono fatti un sacco di esperimenti, alcuni anche molto buffi e divertenti. Per esempio ce n'è uno in cui avevano preso delle persone per fare questo esperimento e alcuni erano complici, altre no, e le mettevano davanti a delle immagini e gli chiedevano poi di rispondere alle domande su quelle immagini. Allora gli facevano vedere per esempio delle immagini in cui c'erano dei colori che erano chiaramente uno verde, uno rosso, uno blu e uno che era un giallino marroncino, no? E dopodiché dicevano che colore è quello e tutti verde, verde, no? Tutti erano d'accordo, i complici dicevano tutti verde e anche quello che era messo lì, che era l'unico che non era complice, no? Però lui non lo sapeva, no? Poi diceva cos'è quello, tutti dicevano rosso, anche lui rosso. Quando arrivavano a quello lì che era giallino marroncino, tutti dicevano marrone.
e in una percentuale molto elevata dicevano marrone, no? E fino a lì non è particolare. Solo che poi andando avanti le discrepanze diventavano sempre più enormi, fino a che a un certo punto c'erano cose tipo una serie di... Vediamo se riesco a fare il disegno qui. Ecco, facevano vedere magari queste linee e chiedevano al gruppo qual è la linea più lunga, no, di queste, e tutto il gruppo, tutti i complici dicevano questa, no? Il tizio, statisticamente, in una percentuale estremamente elevata, per questo tipo si chiama misconception, a livello mentale, accettava quel verdetto. Non per altro, ma perché aveva paura di essere trattato male. Il bello è che il test era graduale, per cui all'inizio appunto le discrepanze erano molto lievi e emergevano mano a mano, perché normalmente la vittima, diciamo, che quello è il vero soggetto sotto analisi, no? Veniva esposto a sempre maggiori discrepanze da accettare per il pensiero di gruppo, e le prime volte normalmente effettivamente, come dire, davano una risposta diversa. E veniva sanzionato, cioè gli altri del gruppo cominciavano a dire ma dai, ma non lo vedi che è così, no? Tutti, dai, come fai a non vederlo? Lui dice ma a me sembra così, no? Al test dopo, no? All'immagine dopo era più forte la discrepanza, e quello lì diceva no, scusate, ma io, e gli altri dicevano dai, ma cazzo, ma sei sempre il solito, cioè, quando poi arrivavano agli ultimi test, a quelli drammatici di questo genere, anche se gli indicavano la cosa più stupida, lui l'accettava, cioè sì, quello lo vedo, no? Sono proprio i video per cui vedi le facce di questi qua, che lo vedi che stanno dicendo a se stessi, no, però diciamo di sì, perché no? Ecco, questo si chiama controllo sociale, e come funziona? Funziona esattamente come il banana experiment, cioè quando un insieme di persone si abitua a delle regole, a delle modalità, anche di fronte all'illogicità più assoluta o all'inutilità di una cosa, qualunque disturbo a quella cosa viene sanzionato automaticamente. Questo è uno dei meccanismi che adesso si utilizza con grandissima perizia, perché in passato era, attenzione, molti dei meccanismi di controllo mentale, l'incatenamento mentale, sono spontanei, sono tra virgolette naturali, nel senso che emergono naturalmente. Quando un gruppo si associa e deve mettersi d'accordo, lo dicevo prima, deve mettersi d'accordo su cosa si fa con una scrivania, no? Altrimenti non sai come regolarti. Deve mettersi d'accordo se si passa col rosso o col verde, perché altrimenti vai a sbattere tutte le volte. Quindi prendere accordi non è soltanto, come dire, funzionale, normale, ma soprattutto è importantissimo, è necessario alla vivere sociale. Il dramma è dimenticarsi che sono accordi e cominciare a pensare che siano regole assolute. Perché? Perché è vero che il semaforo rosso-verde ti permette di funzionare al traffico, ma se tu poi ti trovi nel deserto e c'è un semaforo, un incrocio, ed è rosso, ed è rotto, tu arrivi lì, ti fermi e muori. Questa cosa qua, questo esempio qua mi è venuto in mente proprio perché guardando una serie TV, l'incidente, stiamo bene? Questo esempio qua del semaforo mi è venuto in mente perché un po' di tempo fa ho visto una serie TV su, diciamo, tema criminologia applicata, proprio in quel caso erano cose tra l'altro che poi avevo studiato in maniera molto approfondita, perché era stato poi il mio primo approccio con la criminologia applicata, era stato sugli omicidi seriali, e avevo visto questa serie TV in cui narrava la storia di una bomber della sua cattura e del poliziotto che ha seguito. Sapete come funzionano un po' le serie, romanzano un po' le cose, però alcuni di quegli elementi erano molto precisi. È interessante, non so se qualcuno di voi conosce il caso di una bomber che era una... Quale? Quello americano o Sì. quello italiano? No, quello americano. Perché quello italiano non l'hanno mai preso. Non lo so, io sul caso italiano non posso pronunciarmi. Su questo, una bomber americano, che adesso il nome non me lo ricordo, Ted Lezinski, una cosa del genere, non mi ricordo, Kaczynski forse, non lo so. Comunque insomma, questa persona era un caso veramente interessante, perché poi quando l'hanno trovato lui viveva come un eremita,
cioè comunque insomma in maniera molto distaccata dalla società, e aveva scritto una roba, un manifesto, che se lo leggete dai brividi, in cui descriveva gran parte dei processi di cui vi ho parlato oggi con una lucidità enorme. Poi il fatto che lui si sia messo a fare bombe che facevano male alla gente, insomma è tutto sul punto. Nella mente delle persone bisogna decidere. Però ecco, lui per esempio nella serie, e questo è un episodio reale anche, è successo anche, almeno per quanto si racconta, no? Nella realtà, durante uno degli interrogatori, dei faccia a faccia con questo poliziotto, gli ha proprio detto questa cosa, gli ha detto sì, ma noi siamo abituati così tanto a ubbidire, no, l'idea che se un semaforo è rosso non puoi andare, che se arriviamo a una strada ed è deserta e non c'è nessuno da nessuna parte ed è rosso, ci sentiamo in colpa ad andare, no? E questo è interessante, nel senso, se la nostra mente fosse completamente conscia che è solo una questione di accordi convenzionali, arriviamo, se effettivamente, certo, se non vedi, non è che, però se vedi benissimo, no, che non c'è da nessuna parte nessuno, non dovrebbe neanche esserci come dire, un retropensiero, invece no, c'è. Da qualche parte il vostro cervello vi sta dicendo no, non andare, rosso. Perché siamo addestrati a subire le nostre regole. Questa è la cosa più interessante, le nostre, non le regole dei cattivi, dei bastardi, no? Quelli che ti nascondono là. Non è quello. Poi certo ci sono anche quelli che sfruttano sta roba, ma siamo noi a farlo, siamo noi a imprigionarci. Non so se qualcuno di voi ha letto un libro bellissimo di Ray Bradbury, anche questo degli anni 60, che si chiama Fahrenheit 451, di cui poi è stato tratto anche un film firmato da Truffaut, che però personalmente non amo molto perché nel film di Truffaut, vabbè, butto giusto due cose sulla trama senza fare troppi spoiler. Questo libro ipotizza questo mondo del futuro dove le persone nelle case hanno questi schermi a parete dove trasmettono tutto il tempo cose senza senso, gente che dice, fa cose, sitcom che non hanno una vera trama, ma in cui c'è, come dicono gli spettatori, grande emozione, no? Suoni, colori, il buffone bianco che balla tutto il tempo. E la gente sta sempre con nelle orecchie delle mini radioline, sentendo pubblicità a tutto andare, scemenze a tutto andare, a tutto volume, no? E in questo mondo i libri sono vietati. Per cui i pompieri, visto che tutte le case sono diventate ignifughe per definizione, non avendo più da spegnere incendi, gli hanno dato invece il compito di bruciare i libri. Per cui i pompieri sono diventati i cosiddetti vigili del fuoco, da loro i firemen, anziché andare a spegnere i fuochi, quello che fanno è andare in giro con una roba piena di kerosene, quando vengono segnalati delle persone che hanno ancora questi maledetti libri, per andare lì, riempire di kerosene tutto e bruciarli, no? E la cosa bella è che appunto mentre nel film sembra che ci sia questo stato oppressivo che lo fa apposta, cioè come dire, che tiene sotto il tallone, no, la popolazione, nel libro invece è estremamente sottolineato che sono le persone a volerlo. Cioè sono le persone che preferiscono guardare il buffone bianco, perché se leggi un libro ti dice poi ci sono delle idee che magari ti mettono in crisi una roba o ti fanno diventare triste o ti fanno riflettere su allora lo spiega mirabilmente un personaggio particolarmente interessante nel libro. A un certo punto dice proprio il punto è che le persone mano a mano hanno cominciato a mettere al bando queste cose perché erano troppo complicate, erano troppo faticose. Allora volevano dei riassunti, volevano dei fumetti, volevano delle immagini forti, bing bang, no? Il buono, il cattivo, la macchina che esplode. Ed è quello che stiamo vivendo, cioè semplificare tutto al massimo perché pensare è già faticoso, eccetera. Quindi già addirittura anche solo noleggiare pensiero comincia a diventare faticoso, pensieri troppo complicati. Pensate a quello che dicevo prima sulla comunicazione politica, no? Semplificare la comunicazione, renderla tutta emotiva, perché stare lì a riflettere su, non so, anche solo energia. Cosa facciamo con l'energia? Allora, energia nucleare, energia solare. L'energia solare sarebbe molto pulita, eccetera, però bisogna convertire, c'è un grosso problema economico, ma soprattutto le strutture che abbiamo non sappiamo se riescono a garantire anche solo una minima parte del consumo attuale, no? Allora uno potrebbe mettere in discussione il consumo attuale, dice magari usiamo più energia di quello che poi in effetti ci serve, allora magari potremmo costruire delle cose più efficienti nel consumo di energia, oppure potremmo ridurre il consumo pro capite. Che due palle, no? Cioè, non vogliamo saperle queste cose, vogliamo che arrivi il tecnico e dica facciamo sta centrale super zup che voi brillerà tutto.
E voi sì, no? Oppure vi dirà basta con le centrali nucleari perché le centrali nucleari inquinano con le scorie, ma adesso faremo, non so, centrale nucleare a freddo, e voi sì! Cioè, il concetto è non vogliamo pensarci, siamo noi a non volerlo. Allora poi certo che emergono i bastardi, nel senso che li creiamo noi creiamo il terreno perché delle persone un pochino più sgamate, un pochino più attente, che hanno voglia di mettersi a fare sta roba qua, dicono bene, non vogliono pensarci, pensiamo noi per loro e gli facciamo fare quello che a noi fa comodo, che noi decidiamo che è la cosa giusta e migliore, anzi poi facciamo in modo che loro stessi si convincano di averlo pensato loro, no? Però senza la fatica di pensarlo e senza la responsabilità di attuarlo. Questo è il miracolo dentro cui stiamo vivendo adesso, l'illusione costante di essere noi a pensare cose, a decidere cose, senza aver fatto fatica e senza dover poi pagare il prezzo se vanno male, perché quando poi vanno male è stato lui, no? Impicchiamo subito il maledetto politico, Berlusconi, Renzi, Grillo, Salvini, chiunque, no? Quando poi va male impicchiamo lui e il mondo rifiorirà. Però è dentro la nostra testa. Allora, di nuovo, cosa viviamo a fare? Ecco, questo devo dirlo, non posso resistere. Vabbè, mi sono occupato molto dei media, del messaggio dei media, di come funziona, e c'è una cosa che veramente, se ci riflettete, è spaventosa. Se voi accendete la TV e vi dicono che nella città dove vivete, no? Qui a Vittorio Veneto vi dicono che c'è un tornado, a Vittorio Veneto, lo stanno dicendo in TV, magari vedete il video, no? C'è il video col tornado, le case che volano, no? Cosa fate? Aprite la finestra, dite cazzo dov'è sto tornado? Non lo vedete? Non è che pensate mi raccontano balle, pensate sono io che sto guardando dalla parte sbagliata. Siamo così abituati a questo tipo di che diciamo evidentemente deve essere da un'altra parte, no? Perché alla TV lo stanno dicendo, quindi deve essere vero. Cioè sono io a sbagliare, è la realtà che mi viene comunicata, quella giusta, quando i nostri sensi, no, direttamente ci dovrebbero dire delle cose, cioè noi dovremmo per forza badare per prima cosa ai nostri sensi, dopo semmai valutare anche quello che ci racconta qualcun altro, no? Invece siamo così abituati, questo si chiama principio di autorità. Noi abbiamo dato ai media il principio di autorità, se accendete la TV e vi dicono che hanno appena buttato una bomba atomica sulla Cina, voi ci credete? C'è stato un po' di tempo fa, era una cosa divertente, ero a casa di un'amica, mi ero sbronzato e la mattina dopo tutto mezzo sbronzo accendo la TV e vedo Emilio Fede che dice stanno bombardando Baghdad, i missili che cadono. Dico cazzo è scoppiata un'altra guerra nel Golfo, non lo sapevo cosa è successo, no? Poi era una registrazione, ma io per qualche minuto ho vissuto una realtà in cui c'era una guerra nel Golfo, no? Perché era nuova, che non sapevo. Poi dopo ho visto, no, c'è una registrazione qualche anno fa, una scemenza. Cioè, mi sono ingannato, ma se non avessi avuto sta roba nella mia testa sarebbe stato reale. Io cosa ne so? Non so neanche se esiste quel paese, no? Però lo prendo per vero, in automatico, sotto il livello del radar. Ecco, i media hanno acquisito un potere di convincimento talmente enorme che decidono loro di che cosa dobbiamo avere paura. Vi dicono che dovete avere paura dei terroristi, no? Ma non vi dicono quanta gente, in fin dei conti, è stata ammazzata dai terroristi, rispetto a quanta gente è stata ammazzata dalle mucche. Perché se lo scoprireste che mediamente le mucche ammazzano 70 volte di più dei terroristi. Quindi quando vedete una mucca, ragazzi, io non so, se vedete uno col turbante, con una roba che ticchetta in mano, avete paura, ma se vedete una mucca, cioè c'è roba da scappare a velocità massima, 70 volte, come se fossero 70 terroristi pieni di bombe assieme. Noi viviamo così, noi viviamo dentro una realtà immaginaria, costantemente ridisegnata, tra l'altro su nostra commessa. Questa è la cosa più importante da mettere a fuoco, su nostra continua richiesta. Noi continuiamo a chiedere per favore, fateci essere degli schiavi migliori, ancora più schiavi, per favore. Oggi in che modo posso essere uno schiavo migliore? Costantemente. E non perché ci piaccia o lo vogliamo, ma per la via del minor disagio, no? Per seguire la strada di minor disagio. Il nostro cervello funziona così. Allora rendersene conto, non dico che per forza uno debba prendere la strada di peggior disagio, però, e qui arrivo a una cosa che non ho scritto perché è un po' azzardata, però io sono un tipo azzardato, per cui ci vado. Nella fase finale, no, di questa chiacchierata che era come si libera il pensiero, io ho scritto una serie di cosettine che sono interessanti, in parte che in parte le ho dette durante la serata,
E non avevo scritto questa cosa che c'è in uno dei miei libri, uno degli ultimi, e che invece secondo me, che io considero estremamente interessante, e anzi, essendo uno azzardato, così lo suggerisco per chi è più temerario. Provate a violentare i vostri paradigmi, in forma molto limitata ovviamente, non è che dovete prendere e distruggere, però provate a prendere qualcosa che pensate che vi caratterizzi, che caratterizzi la vostra identità, un dettaglio, una cosettina. Non so, io per esempio una cosa che un po' di tempo fa facevo, era proprio un esperimento proiettivo con delle persone, degli amici, delle amiche, proprio e faceva parte di un corso in realtà che volevo provare a fare proprio di allargamento dei meccanismi percettivi, in cui c'era questo piccolo esperimento: ti metti davanti allo specchio e pensi a qualcosa che tu non faresti, no? E poi lo fai e ti guardi nello specchio, no? Per vedere se quell'affare che stai guardando sei ancora tu o no, e in che cosa sei tu o no. Una cosa piccola, una cosa sciocca, non importa cosa sia, un gesto, qualcosa, no? Che voi non fareste, che non fa parte della vostra idea di voi stessi, però lo fate lo stesso, con voi stessi da soli, non è che... No? Questa è una cosa, se volete, piccola, stupida, ma cosa fa? Mette in moto tutta una serie di meccanismi. È uno, esisto lo stesso anche se faccio quello. Chi sono? No? Chi ha deciso chi sono? Chi è che lo chiedeva prima? Che mi aveva fatto la domanda? Ah, lui, esatto. Mi aveva fatto la domanda prima, no? Del chi sono, no? Come facciamo? Io ho detto, allora neanche noi non esistiamo. Esatto, neanche noi esistiamo. Quindi quando dice esiste, devi dargli un qualcosa, un'identità, insomma una sostanza di qualche genere. Noi normalmente usiamo una roba che chiamiamo identità, in cui abbiamo cose che ci caratterizzano, no? Ma anche cose che rifiutiamo, che non fanno parte di quell'identità. Allora ecco, questo piccolo esperimento, se volete un po' sciocco, è un modo di mettersi davanti a questo e dire: se io continuo a esistere anche facendo una cosa che non fa parte di quella mia identità, uno, cosa cavolo sono io? Cioè che cos'è quella roba, no? E due, chi lo decide? L'ho deciso io o l'ho preso a noleggio da qualche parte? L'ho imparato casualmente lungo la strada? Come faccio poi? E poi lo decide, che capite, avvia quella roba. E poi uno comincia a chiedersi, dice, giorno per giorno, momento per momento, questa roba sono io o no? Mi piace o no? No? Me lo sono mai chiesto se mi piace o no, perché noi facciamo delle cose, diciamo io sono fatto così, no? Magari non ci chiediamo se ci piace, magari preferiremmo essere in un altro modo. E siamo noi a deciderlo, anche se non lo sappiamo. Allora stiamo recitando una parte? Sicuramente, cioè anch'io adesso sto recitando una parte, il punto è proprio chi ha deciso questa parte, chi ha scritto sto copione, chi ha deciso che Stefano Re, non so, quando vede tanta gente all'inizio si sente intimidito e debba cercare di dire delle cose che pensa che siano buffe sperando... È un programma, chi l'ha scritto? E soprattutto poi anche se non potessimo capire chi l'ha scritto, magari uno dice magari nel codice genetico, no? Ma anche chi decide di far girare quel programma, chi decide di stoppare quel programma, posso stopparlo? No, non lo sa, ci può anche provare, quello che dico appunto, ti metti davanti allo specchio e ti faccio un gesto che non è nel mio programma, però lo decido io, no? Impongo un crash di sistema, piccolo, però lo impongo, vuol dire uno che posso, no? E quindi già uno gli si apre un mondo, dice cazzo se io posso fare una cosa piccola che non pensavo che facesse parte di me, io posso fare qualsiasi cosa. E allora uno comincia a dire, chi decide cosa fare? E uno dice, posso fare qualsiasi cosa, allora faccio quelle cose più terribili, certo, perfetto, poi sto bene o sto male? No? Chi lo decide se sto bene o sto male? Qualcosa che mi hanno insegnato a scuola, i miei genitori, le scimmie che mi davano le botte se cercavo di prendere la cosa per la doccia fredda, o io? Perché se lo decido io, oltre al potere di decidere chi voglio essere, c'è anche la responsabilità. No? Perché quando noi tiriamo un pugno a uno e poi diciamo ho perso il controllo, sono fatto così, no? Stiamo dicendo non è mica colpa mia, sono fatto così, l'educazione, i miei genitori, Berlusconi, no? I bastardi, non sono io. E invece no, sono io, o meglio, non lo sapevo, ma adesso se lo scopro poi non posso più dire non sono io, sono io. Allora, cosa mi voglio concedere? Su quante cose mi faccio lo sconto? Quanto spesso guardo qualcuno e dico guarda quello lì che robe orribili e non guardo se le sto facendo io, no? Cioè, perché non le vedo, non per meschinità, ma perché è difficile guardare noi stessi. Non possiamo essere l'attore di noi stessi, l'osservato? Quella è la conclusione a cui giungo io. Sono contentissimo che, che mi dici la stessa cosa, mi conforta, perché la mia conclusione è proprio quella, cioè che noi siamo sia, come dire, il nostro segnaposto, no? In questo gioco che facciamo,
sia quello che decide le regole stesse del gioco stesso, per cui, però contemporaneamente, per cui per dire io sono qua a dire delle cose, ma sono anche quello che ha deciso di essere qua a dire delle cose, quindi diciamo che quello che ha deciso che sono io ha delle responsabilità su quello che succede, quello che è qua che sta facendo le cose se le busca le cose che succedono a caldo, no? Nel bene e nel male, perché poi il voyeur, cioè quella che io chiamo la telecamera di Dio nei miei libri, che sarebbe l'io metacognitivo, insomma quello che Stefano Re che dall'alto guarda Stefano Re che è qua che parla, quell'affare là, quello Stefano Re non tromba, non mangia la pasta, cioè non fa, io le faccio qui, no? Col mio corpo, per cui io vivo nel flusso, però nel flusso non posso controllare le regole del flusso, da fuori posso cercare di controllare le regole del flusso, quindi cioè, scusatemi se magari arrivate un po' in là, però ecco questi sono i temi che poi arrivo a trattare, parto da le cose un po' semplici così e poi cerco di di spingermi più in là. Alla base però, alla radice di tutto c'è proprio chiedermi se il fatto di essere vivo è qualcosa che sto gestendo o subendo, perché se conosci le regole a cui stai giocando, perlomeno puoi dire che le hai accettate, ok? Ma se proprio non sai neanche che esistono, le stai soltanto subendo. E normalmente le persone vivono così. Non perché sono stupide o per ma perché siamo abituati così, perché siamo come le scimmie, no? Di quell'esperimento, siamo abituati che è normale così. Io direi che sì, ovviamente c'erano altre cose, ma chi se ne frega? Nel senso, in realtà io sarei più interessato a parlare con voi che a dire cose, anche perché poi le cose che dico io le so già. Volevo sapere se il nostro pensiero, il mio pensiero, può incidere sul cervello degli altri o nel pensiero degli altri. Guarda, se la domanda è per me, io posso rispondere così. Per come la vedo io, lo puoi decidere solo tu. Nel senso, io al massimo posso dirti se io credo che il mio pensiero incida solamente degli altri, di sicuro non posso dire se il tuo pensiero incide, perché ognuno di noi decide, no? No, chiaro, no, ho capito cosa intendi. Allora, se poi, diciamo, facciamo così, se uno vuole usare il feticcio del dato, cioè il riferimento alla cosiddetta realtà condivisa, quella in cui, su cui ci basiamo, no, per funzionare socialmente, può tranquillamente risponderti che ci sono degli studi, ci sono delle persone che studiano per esempio le onde generate dal pensiero e studiano che tipo di effetto hanno a livello elettromagnetico. Adesso non lo so, è fuori dal mio campo, non voglio dire cose molto imprecise, però ho letto e ho sentito ripetere diverse volte questa cosa, cioè che c'è chi studia il fatto che pensando si creano delle onde che in qualche modo effettivamente potrebbero andare a modificare qualcos'altro fuori dalla nostra testa, da noi stessi. Quindi immagino che un'influenza ci sia, però stiamo parlando del feticcio del dato, appunto, no? Stiamo parlando della... poi io credo fondamentalmente che siccome ognuno di noi decide cosa sia la realtà, se una persona decide che nella sua realtà quella cosa è vera, di fatto è vera. Cioè, il punto è soltanto riuscire ad andare d'accordo, a funzionare con tutti gli altri se gli altri non ne fossero convinti, ecco, mettiamola così, no? È solo una questione di equilibrio, ecco, no? Però alla fine è solo una questione di responsabilità, cioè da nessuna parte ci sarà mai la certezza che una cosa sia vera, solo dentro la tua testa, sei l'unica che può deciderlo. Gli altri possono discutere la cosa, darti un loro parere, oppure appunto citare degli studi e quindi appoggiarsi su quello. Perché se funzionasse sarebbe facile cambiare le cose in questo modo. Beh, però
Pensaci, pensa su questo, diciamo che funziona, diciamo che è vero che pensando puoi modificare le cose fuori dalla tua testa, però tutti possiamo farlo. Quindi tu dici io penso così, ma lui pensa così, l'altro pensa così, e quindi ognuno di noi magari lo sta già facendo, magari davvero le cose stanno come stanno perché tutti insieme, pensando a chi collettivamente la stessa cosa, chi con più coraggio, chi con meno coraggio, eccetera, eccetera, ma di fatto stiamo magari già facendolo, no? Quindi, sai, per quello dico che le cose sono... Io non credo mai, non ho mai l'approccio, ecco, abbiamo scoperto la verità, no? Oppure quando sento dire cerchiamo la verità, quella vera, no? Che io non credo che ci sia la verità vera, c'è solo quello che tu alla fine decidi responsabilmente, con tutti i limiti che hai, di considerare vero. Io per esempio sono talmente limitato che non c'è praticamente niente che riesco a considerare vero, faccio già fatica a decidere per me che cosa, io una cosa su cui spesso mi interrogo, e vi giuro, faccio spesso fatica a capirlo, è se una cosa davvero mi piace o no. Che sembra stupido, ma me lo chiedo, mi dico, ma questa roba mi piace davvero o no? Perché sono così abituato a dire sì, mi piace, poi dico, ma cosa mi piace di sta roba? Quanto mi piace? Come funziona, no? Che se volete è una cosa veramente semplice da chiedersi. Allora, mi viene in mente un mio conoscente che era un addetto al controllo qualità, e allora questo qua diceva come suo motto personale: se non puoi convincerli, confondili. E quindi ecco. Poi riguardo a prima che parlavi di noleggiare i pensieri altrui, già quello che mi sembra che stiamo comunque perdendo in generale, insomma, anche specialmente per la direzione che sta prendendo la scuola e tutto il resto, insomma, magari ti avvicini a un intellettuale e questa persona ti spiega il vero significato delle parole, ti spiega il percorso filologico che ha compiuto una parola, no? E quindi voglio dire, già siamo confusi in questo noi, se non basta. Cioè, già il fatto di conoscere un percorso di una parola è già un approccio a noleggiare un pensiero. Sì, tutto il linguaggio, perché giustamente cioè, diciamo, le parole non nascono dal niente, hanno una storia, hanno una semantica. Adesso per esempio ci sono molti neologismi, io stesso uso tantissimi neologismi, addirittura a volte li invento, parlando, no? Soprattutto parole che vengono dall'inglese o in qualche modo da internet, dalle modalità di internet, cioè downloadare, no? Chiaramente un neologismo tra l'altro abbastanza orribile, ma ce ne sono parecchi, cioè... Caricare si fa prima. Sì, esatto, poi tra l'altro esistono tutte le parole anche in italiano già da prima. Per inciso, tra l'altro, quello che dicevi prima, no? quando dicevi se non puoi convincerli, confondili. Ecco, qui stiamo parlando però di tecniche, ok? Che è proprio, prima accennavo alle tecniche di seduzione. Ecco, la differenza tra chi seduce perché è un Casanova, no? Che viene considerato un seduttore, perché non è che è uno che ha fatto dei corsi, ha studiato a tavolino come fare a sedurre una persona, gli viene spontaneo, fa delle cose, non sa neanche lui come mai le fa, però le fa nel modo, nel tempo, ordine giusto, e il risultato è che funziona, no? Tra l'altro spesso i seduttori non sono né particolarmente belli, né particolarmente... cioè non hanno delle cose che dici, lo vedi a prima vista, succede, no? Uomini e donne ce ne sono così, che hanno questa capacità di appeal particolare, per cui... come ci sono quelli che magari appunto riescono a convincerti più facilmente, o quelli a cui ti viene più facilmente da fidartici, no? Questi sono persone che semplicemente a livello istintuale, inconsapevole, adottano tutta una serie di regole, di meccanismi che fanno cliccare, no? Nelle altre persone attorno a loro i giusti punti in quella direzione. Poi ci sono i tecnici, cioè quelli che studiano questa roba qua e vanno poi ad applicarla. A me una volta una persona esperta di PNL, c'è stata una serata in cui avevamo parlato di PNL eccetera, che a me non piace moltissimo, poi dopodiché siamo andati in un bar e eravamo lì a bere, no? E mentre ero lì sul bancone, dopo un'ora che parlavamo, mi fa: guarda, ti ho osservato, per un'ora che ti osservo e tu fai, diceva, la mimica a specchio. Ho detto, che cosa faccio? Dice, se io mi chino in avanti, tu ti chini in avanti, se mi tiro indietro, ti tiri indietro, no? E io non lo sapevo, perché non ci ho mai pensato, non è che adesso faccio la mimica a specchio, no? Lui invece l'aveva studiata, per cui questi sono due approcci fondamentalmente diversi, quelli tra chi
la maggioranza delle persone, come capita in questo caso, in questo esempio a me, attua delle cose, no? Dei meccanismi senza sapere che le attua, e noi lo facciamo costantemente. Difatti ognuno di noi poi ha delle caratteristiche che gli altri magari ci fanno notare, dicendo caspita, sei uno che riesce a far ridere le persone, no? A far sentire a suo agio le persone, oppure invece a farle incazzare, no? Cioè, eccetera, no? E che cosa notano? Notano il fatto che noi inconsapevolmente abbiamo particolare attitudine nel far scattare quelle regole, però non lo sappiamo, non è che sappiamo come lo facciamo, no? Poi ci sono quelli che le studiano e le applicano, e qui si passa da quello che era le forme di condizionamento, no? Del comportamento e della mente spontanee a quelle che non sono più spontanee, sono quelle studiate a tavolino. E quello che stiamo vivendo adesso è, a mio parere, a mio vedere, poi magari insomma sono io paranoico, è proprio questo, cioè una progressione di forme di modificazione percettiva a gruppi sempre maggiori e sempre più intensi. Però su questa cosa qua vorrei tenere proprio una conferenza a sé, perché qui veramente ci sarebbe da andare molto nel tecnico su tutta una serie di cose, di fenomeni che ho visto negli anni. Secondo me il distinguo che non hai fatto, hai parlato forse troppo della realtà, però non hai fatto distinguo con la verità. Questo è il mio parere. È un po' come il test alla ballerina, lo conosci, no? Sì. Quello che vedi. Ecco. Sì, sì. Quindi la verità è soggettiva, nel senso ognuno ha la sua. Cioè, perché non conoscendo quello che c'è dietro nella tua mappa mentale, non puoi sapere qual è la realtà. Quindi il test alla ballerina è un classico esempio, secondo me. Uno può vederlo girare a destra, uno a sinistra, però la realtà è che gira. Questo era solo una mia. Però la domanda che volevo farti era, hai parlato di ribaltare paradigmi tu prima. Tu hai ribaltato un tuo paradigma, il più grosso paradigma che hai ribaltato, qual è? Su me stesso? Allora, non prendetemi a modello. No, nel senso, guarda, sono lusingatissimo, perché poi io ho un ego enorme. Sono timido, però ho un ego della Madonna, per cui se mi stimoli in voglia di... Allora, no, vabbè, veramente adesso non posso andare, non voglio, come dire, andare troppo nei dettagli. Diciamo che una cosa che io ho fatto nell'arco degli anni, fin da quando ero un adolescente, è stato fare tutta una serie di esperimenti proprio per cercare di capire le cose su cui non riuscivo a mettere bene le zampe, no? E il modo che per me, a livello spontaneo, perché non avevo ancora studiato un corno, ero un ragazzino, avevo 16, 17, 18 anni, e era proprio quello di, come ho detto prima, no? Sostanzialmente violentare delle cose sulle quali mi accorgevo di accomodarmi senza riuscire a comprenderne i meccanismi. Per cui ti faccio un esempio pratico, che in realtà è uno, ma ne ho fatti a centinaia, alcuni un po' particolari e sconvolgenti, però diciamo questo è relativamente... Una volta ho smesso di parlare. Per un mese io non ho più detto una parola, di punto in bianco, per cui non è che ho detto insomma, adesso mi preparo sta roba, la faccio. Una sera ero con gli amici in pizzeria, una volta questa cosa l'ho fatta che credo avrò avuto 20-21 anni, mi sembra, sì, perché la situazione è quella. Eravamo in pizzeria e mi hanno detto, ma tu parli sempre, ma stai sempre parlando, no? E allora io così, proprio così, sai come si fa da Bastian Contrario, ho detto, insomma, adesso io non dico più, cioè non l'ho detto, ho pensato, adesso io non dico più una parola per tutta la sera e voglio vedere, no? Per cui non ho più detto una parola. All'inizio dicevano, cosa fa, non parla più, si è offeso, mi prendevano in giro, mi dicevano, dai, dici qualcosa, no? Più andavo avanti, più continuavo a vedere il mondo in un altro modo, dicevo, caspita, tutte le parole che avrei detto fino adesso, come avrebbero cambiato quello che sta succedendo, no? Non solo per gli altri, per me. Cioè il fatto di non parlare, come mi fa sentire, no? Che differenza c'è? E da lì ho preso il via e non ho più detto una parola per un mesetto. All'inizio poi ho scoperto una serie di cose che non immaginavo neanche, no? Tipo per esempio quando poi sono tornato a casa, no? E io abitavo con i miei in quel periodo, mia madre mi fa ciao e io non dico niente, no? Perché dico, no, ho detto che non dico niente, però mi dispiaceva perché dicevo, poverina, lei adesso... Infatti poi all'inizio dicevo, cosa c'è? Cosa è successo? Si è arrabbiato con me? E io, a cercare di farmi capire. E poi dopo ho cominciato a vedere per esempio tutte le cose pratiche. Una cosa stupidissima, no? Allora non c'erano ancora i cellulari, però c'erano i telefoni e io spesso sentivo gente al telefono. Se non parli, il telefono non c'è più. È per te. Strano, ma scompare, no? Poi entri in un bar, devi chiedere una cosa, io al tempo fumavo, chiedere le sigarette, non puoi più parlare. Quindi dice, cosa? Ah, ma sei muto? Come glielo spiego? No, è che non sto parlando. Cioè, per cui
una cosa piccola, ma in quel mese io ho imparato tantissime cose su di me, su come comunico, su quanto un modo di comunicare, un altro, eccetera. Tra l'altro poi quando ho ripreso a parlare non riuscivo a parlare. Dopo un mese che stavo zitto, le volte che parlavo tutto incespicato. Per cui ecco, questo è un esempio per dire, ne ho fatte tante altre. Per esempio una cosa che faccio quando prendo una macchina nuova, questo lo faccio ancora adesso, non prendo mai una macchina nuova, ne prendo una ogni 20 anni, però le 2 volte che ho preso una macchina nuova vado in un parcheggio isolato dove non c'è niente e nessuno e faccio tutto quello che posso fare con quella macchina a tutte le velocità, da quella bassissima a quella altissima, poi vado, non so, scendo, traccio una linea in terra, torno indietro dall'altra parte del parcheggio, dico adesso voglio accelerare alla massima velocità possibile e poi arrivare a fermarmi esattamente lì, no? Cioè, ci provo, vado avanti di 2 metri, ci riprovo, sono indietro di 1 metro, ci riprovo finché non mi fermo lì, no? Quando ho fatto sta roba qua ovviamente devo cambiare le gomme, però sostanzialmente ho imparato che dimensione ha la mia macchina, dove si ferma, dove no, e non mi succede quasi mai anche in mezzo al traffico così di andare a sbattere contro qualcosa, perché so esattamente come funziona. Ecco, la maggioranza delle persone per esempio non sa la sua macchina dove si andrà a fermare esattamente, va un po' così, no? Ad occhio, ma non lo sa con certezza, se frena, dove si fermerà, se sterza, a che velocità può sterzare senza ribaltarsi, no? Quasi nessuno lo fa. Ecco, io ho un po' sto pallino di, come dire, cercare di comprendere i meccanismi che gestiscono la mia esistenza, a partire dal mio corpo. Sì, buonasera. Io volevo chiedere questo, quando prima parlava della capacità Ti decisionale. prego, dammi del tu, ti prego. Il lei mi fa sentire tutto impolverato. Della capacità decisionale, cioè io decido quello che è vero, quello che non è vero, quello che è reale, quello che non è reale, ma io decido sulla base delle mie esperienze. Dove sta la decisione libera? Esiste? Scusami, dove sta la decisione? Libera. Libera. Cioè non condizionata dalle mie esperienze, perché... Guarda, questa cosa una volta proprio una delle domande che mi ha fatto all'inizio mi ha fatto proprio sbrodolare. Come si fa a essere liberi, no? Io non credo che si possa essere liberi tanto quanto non credo... Cioè, allora, come faccio a essere libero dal fatto di respirare? Io non posso non respirare, posso smettere di respirare. Cioè, posso adesso trattengo il fiato finché muoio, ok? No? Posso farlo. Poi muoio, però non lo posso fare. Oppure posso trattenere il fiato per 30 secondi, 1 minuto, che ne so, no? Fare degli esperimenti, quello che vuoi. Cioè, il punto è, noi non possiamo essere liberi nel senso che possiamo fare qualsiasi cosa. Noi possiamo misurare all'interno delle regole in cui ci muoviamo, quelle biologiche per esempio, per quanto tempo posso non mangiare, per quanto tempo posso tenere la pipì, per quanto tempo posso non dormire prima di cominciare a vedere le luci che ballano. Se uno vuole può fare queste cose qua, come io faccio con la macchina, no? Imparare a gestire, a controllare il suo corpo. Se vuole controllare i suoi aspetti emotivi, se vuole controllare... Riesco a prendermi una manica di insulti da un idiota che odio senza arrabbiarmi, restando calmissimo e parlando? Posso provare. Vado da un idiota che odio, lo provoco, dopodiché sto lì a prendermi gli insulti, però non ne cerco di parlarci, per vedere se ci riesco, no? Se uno vuole lo può fare. Il punto è capire come funziono e decidere come funziono nei margini in cui posso. Non posso trattenere il fiato più di, che ne so, adesso non so quale sia il limite, non ho mai provata sta cosa, un tot senza avere danni cerebrali, ok? Se lo faccio avrò i danni cerebrali, sono fottuto, eccetera, no? Però posso capire qual è il mio margine dentro cui quelli che fanno apnea fanno questa roba, cioè si allenano per capire qual è il margine dentro cui possono fare apnea. Per cui secondo me la libertà non è uno stato, è una direzione. È un po' come dire una stella polare, io vado verso quella cosa, che non è una condizione in cui puoi stare, puoi restare dentro lì, perché non c'è, dovunque tu vada c'è un mondo attorno a te a cui devi dare dei significati, esci da una cella e entri in un'altra, insomma, quello che puoi fare è conoscere le regole di queste celle, se vuoi chiamarle celle, magari non chiamarle celle, chiamarle panorami, no? Cioè, che è ancora una roba mentale, no? Per cui il concetto è arredarti tu la realtà in cui vivi, confrontarla con quello che ti percepisci dagli altri, decidere cosa ti sta bene e cosa no, lavorare dove puoi e vuoi cambiare, affrontare con responsabilità queste cose, anche i tuoi limiti, perché poi ognuno di noi si accorge che gli piaccia o no, che ha dei limiti sulle cose, no? E questo è quello che io considero, capisci, va assieme potere e responsabilità, potere di decidere e responsabilità su quello che decidi, dentro i margini che hai.
No, volevo chiedere, lui prima ha detto se non puoi convincerli, confondili. Secondo me adesso siamo arrivati, se non puoi convincerli, confondili e adesso costringili anche. In base a questi 3 paradigmi, ci dici qualcosa di quello I che sta vaccini, succedendo? vai a in giro? parlare dei vaccini. Sì. Allora, una cosa, difatti io volevo aspettare fatto che arrivare adesso da c'era Milano. un'altra persona che voleva dire una cosa, però giusto per, no? Poi dopo ci vado su sta cosa. Voi pensate che non abbia parlato di vaccini? È tutta la sera che parlo di vaccini. Tutto quello che ho detto ha a che fare con questa cosa. È che non c'è, come dire, diventa addirittura fuorviante usare la parola vaccini. Cioè, se tu prendi una persona e gli dici, ascolta, ma se io ti, non so, obbligassi a mangiare pasta asciutta a questi orari prefissati tutti i giorni per un mese, no? Perché ti assicuro per le varie, non so, perché dei sapienti ti assicurano che fa bene. Secondo te sarebbe ragionevole, accetteresti, saresti a favore di questo obbligo? No? Ti dicono no, vai a cagare, no? Cioè, capito, puoi anche dirmi che fa bene, però poi decido io se mangiarla o no sta pasta asciutta. Se invece gli dici vaccini, no, si alza subito un muro, sei antiscientifico, muore la gente, gli immunodepressi, no? E tu ti resti paralizzato. Allora parliamo d'altro. Cerchiamo di aggirare l'ostacolo in un certo senso, no? Però se poi si vuole ne parlo di vaccini. C'era il signore che voleva... Volevo chiederti se ti sei mai posto, riguardo l'argomento, la follia pura. La follia pura, diciamo, presa come assolutamente indipendente da qualsiasi tipo di induzione, perché l'induzione maggiore la senti tu, da dentro. Chiamalo stato primitivo. Qualcosa che volevo introdurre un altro principio, il principio della creazione. Quello che, diciamo, è il fatto ineluttabile di fare un bambino, di vedere un bambino che nasce o di percepire il fenomeno naturale. Perché quando noi vediamo una scrivania, di solito non vediamo l'atto creativo della scrivania. È un pensiero che... Mi hai acceso 2 bellissime lampadine che ti rilancio subito. Una, quando hai detto la follia, no? Gli indiani d'America, non tutti gli indiani d'America, perché non mi intendo gli indiani d'America granché, però ho letto che alcune tribù, almeno gli indiani d'America, se non sbaglio Sioux, però potrei dire una cazzata, magari mi ricordo male, le persone matte venivano considerate toccate dagli dei e quindi tenute in gran considerazione, tanto che non dovevano lavorare, gli portavano gli altri da mangiare, gli portavano gli altri i vestiti e quando questi cominciavano a parlare li ascoltavano tutti con grande attenzione perché dicevano questo qua dice roba talmente incomprensibile che evidentemente parla con gli dei e quindi noi tramite qua dobbiamo cercare di capire, di interpretare i messaggi che ci arrivano dagli dei, cioè è stato scelto, non è una persona superlativa. Per cui per esempio questo è un modo completamente diverso, vedi, in una società in cui invece quella che noi chiameremo un matto, bisogna imbottirlo di torazzina, farlo da qualche parte oppure andargli nel cervello con le cose per vedere se lo aggiustiamo, no? Da loro invece venivano riveriti come delle... Per cui, e l'altra cosa, quando parlavi di atto creativo, no? Gli artisti normalmente sono considerati un po' tocchi, un po' matti, no? Fanno le cose, sono quelli strani. Io quando ero ragazzino, per esempio, ho sperimentato questa cosa in prima persona perché per un sacco di tempo facevo queste cose strane, quelle di cui parlavamo, avevo dei comportamenti un po' particolari, per cui i miei coetanei dicevano, questo qua è strano, c'è qualcosa che non va, no? Poi a un certo punto ho cominciato a dipingere, no? E tutti si sono tranquillizzati, anzi erano tutti contentissimi, è un artista, allora è tutto chiaro, no? Tutte le cose che prima dicevo, facevo, non si capiva un cazzo, poi dipingo, allora è fatta, no? Da lì in poi, cioè, un successo della Madonna, tutte le ragazze che volevano conoscermi, volevano andare con me, gli amici venivano con le birre, cioè hai fatto un quadro, faccelo vedere, no? Dico ragazzi, l'altro ieri vi parlavo delle stesse cose che vi sto dicendo adesso, però non avevo dipinto un cazzo ed ero un idiota, adesso perché ho dipinto una roba improvvisamente tutto diventa... Però capisci, no? Anche nella società, per esempio, a seconda del modo in cui collettivamente si percepisce una roba, se uno ha un approccio talmente incomprensibile da essere considerato folle, ci sono modi diversi, no, di gestire la cosa, a seconda della cultura, a seconda del modo. E poi sul fatto che fare un figlio è creare nel modo più diciamo, esemplare del termine,
cazzo, fare un figlio è anche veramente da matti, nel senso che è una roba, io è una roba che vorrei tantissimo, lo dico chiaramente da diversi anni, però accidenti, mi terrorizza veramente, su questo devo ammettere che sono spaventatissimo all'idea, perché quella sì che è una creazione, cioè un atto di responsabilità incolmabile, ecco. Per cui sì, secondo me anche fare dei bambini ha una componente di follia enorme, però è anche il modo in cui portiamo avanti la nostra specie, per fortuna che diciamo in qualche modo qualcuno abbastanza matto da farlo c'è. Allora, quando pensi da sobrio e quando pensi da ubriaco, come ti esamini in una maniera o nell'altra? Io mi sono allenato così tanto a farmi sempre il processo che adesso mi succede più delle volte di cominciarmi a fare il processo mentre sto già ancora facendo una cosa. Per cui non so, e questa è una roba che a volte crea delle situazioni veramente buffe. Per dire, una volta ero in macchina a Milano, io abito vicino a Milano, cioè tecnicamente sono quasi in Milano, uno sputo, però comunque scappo, ogni volta che posso la mia casa si allontana di qualche metro da Milano, prendo una casa un pochino più in là, perché odio le città, però capita comunque di doverci andare, no? E questo succedeva un po' di anni fa, però insomma non è che adesso non mi succeda proprio mai di andare in macchina a Milano, e c'è sempre un traffico della Madonna e tutti sono incazzatissimi, suonano, si arrabbiano da tutte le parti, e quando entri in questa roba in qualche modo fai parte della tribù, quindi anche tu suoni, ti arrabbi, cioè è un po' come, è irresistibile, sei dentro lì. E una volta in una rotonda a Milano io ero dalla parte esterna ma dovevo andare avanti, lui era dalla parte interna ma doveva uscire, no, a fare un po' a chi schiaccia l'altro, stronzo, cretino, maledetto, scendi che ci pestiamo. No, guarda, scusami, sono di fretta, devo andare a fare una cosa, se vuoi ci vediamo un altro momento, no? Gliel'ho detto proprio spontaneamente, perché ero nel personaggio, no, di quello che sta litigando per il traffico, però poi mi sono reso conto che non mi interessava. Cioè che non era una roba che in quel momento, no? E questo è stato un momento di lucidità, cioè sono automaticamente staccato, no? E il risultato è stata questa cosa buffissima, perché io veramente eravamo lì che ci insultavamo, e quando lui mi ha detto adesso scendiamo che facciamo a botte, e io ho detto guarda no scusami, veramente, cioè sono stato sincero, nel senso che non era una roba detta d'arte, no? Ero sinceramente dispiaciuto, era come se non avessi a metà di una partita a carte mi fossi alzato e ho detto guarda scusami c'è un impegno, no? Per cui gli ho detto possiamo fare un altro momento, e lui stesso ha avuto anche lui un momento di lucidità, perché ho visto che mi guardava e diceva no, e poi siamo andati via tutti e due un po' rincoglioniti, perché era come se, però guardate che è interessante, queste sono le cose che secondo me ti danno dei segnali sul fatto che stai riprendendo il controllo della tua esistenza, no? Perché certo ogni 2 secondi scivoli di nuovo nei meccanismi, però tac, se ti stacchi e riesci, almeno quando te ne accorgi, riprendi un po', è una questione di abitudine proprio, se lo fai spesso comincia a cambiare tutto quanto. L'ho fatto anch'io a Milano, che mi ha tagliato la strada. Nessuno a Milano può andare nel traffico senza vivere un'esperienza di lotta tribale, cioè, ma soprattutto ognuno pensa che, come dire, la sua esistenza sia quella primaria, cioè sia una lotta per la sopravvivenza, no? Se non passo con questo verde è la fine. Quindi la tua pagina Stefano Re che parla con gli scientisti è una pagina lucida o una pagina emotiva? Allora, Stefano Re che parla con gli scientisti è nata perché in questi 2 anni, appunto con la questione vaccinale, mi sono trovato spesso a confrontarmi con persone e mi sono accorto di quelle cose di cui parlavo all'inizio, cioè di quei meccanismi di trasformazione della scienza in una religione. All'inizio erano dei sintomi che mi sembravano talmente assurdi, no? Che quando ho cominciato a postarli l'ho fatto in forma, non dico goliardica, ma neanche, non è goliardica, era proprio, non so, come un bambino che vede un prodigio, no? E dice, che cos'è sta roba? Cioè, e poi, ma vi rendete conto, guardate che roba, cioè incredibile, no? Poi siccome si moltiplicavano, addirittura poi dopo un po' hai visto che diventavano ripetitivi, cioè persone che tra loro non neanche si conoscono, ma riescono a seguire lo stesso percorso cieco, cioè cieco nel senso che non è un percorso, come dire, che ha un senso logico, una completezza logica, ma arriva a un punto morto, eppure tutti lungo quel percorso morto come i lemmings, no? E allora dicevo, ma cos'è sta roba? Da lì in poi è diventata negli anni quasi una pagina di studio, difatti adesso c'è un libro che mi hanno chiesto di scrivere,
dovrei scrivere anziché essere qua a fare conferenze, scrivere i post, organizzare cose, dovrei scrivere questo libro. Dillo dove andrai a presentare per la prima volta quel libro che... Lei si è presa l'esclusiva che quando uscirà questo libro, che si chiama La Scienza, con l'H finale, verrò a presentarlo qua, e se posso con Enrica Perrucchietti, che mi sta facendo da editor, cioè non mi sta facendo da editor perché non ho scritto niente, cioè, nel senso c'è il libro, ci sono i dialoghi e tutto, ma è un mese che mi ha firmato il contratto, in teoria dovrei mandargli roba, invece continuo a fare altro, invece dovrei adesso nei prossimi giorni dovrò scomparire un po' da internet e mettermi a scrivere, perché vorrei appunto scrivere un libro su questo processo mentale, su questa cosa a livello psicosociale, no? Di respiro abbastanza ampio, e sulle derive più, se vogliamo, un po' comiche sotto certi punti di vista, ma anche tragiche, perché poi insomma l'Inquisizione ha ammazzato, ha bruciato vive, no? Quelle streghe che erano donne, che però come dire, non andavano bene rispetto ai dogmi di allora, e oggi stanno succedendo cose che vanno in quella direzione. Mi auguro bene che non brucino viva la gente, però comunque già lo dicono, no? Poi e i meccanismi mentali sono proprio gli stessi, per cui la pagina è diventata una raccolta di casi di studio. Poi una cosa che chiarisco sempre su quella pagina, perché molti poi in buona fede fraintendono, no? E mi vengono a dire: ma tu che titoli hai, no? Perché non hai la scienza, non sei laureato in medicina, virologia, vatti alla pesca, come fai a parlare di vaccini? Io non parlo di vaccini. Io non mi sogno neanche lontanamente di parlare di vaccini, io parlo di illogicità, parlo di balle, quando ci sono balle, cito al massimo dei dati, dicendo: vedo sti dati, non mi sembra che confermino quello che mi stai raccontando, però cito solo dati statistici, tipo quanti morti c'erano in quell'anno, dove è arrivato il vaccino, e come è cambiato prima e dopo. Dico: ma tu mi dici senza i vaccini moriremmo? Non mi sembra, ecco, guardando sti dati, magari mi sbaglio, però appunto in realtà è una pagina basata quasi totalmente sui criteri logici più elementari, e sul fatto di cercare di capire quali possono essere invece i processi mentali che stanno dietro queste scelte. Adesso, per dire una cosa veramente, adesso, visto che mi stimolate sulla questione vaccinale, mi rendo conto che è una cosa calda, io stesso ci dedico tantissimo tempo, ma ragioniamo un attimo con lucidità. Noi stiamo da 2 anni a questa parte sentendo, addirittura c'è una legge che parte da un assioma. L'assioma è che dei bambini sani minacciano la salute pubblica. Ma capite che uno dice: ma scusate, ma è una presa per il culo, cioè è uno spettacolo di cos'è, scherzi a parte, il Truman Show? Perché poi se tu gli dici: scusami, ma come fa un bambino sano a minacciare la salute pubblica? La risposta è: poi si ammalano. Anch'io tutti ci ammaliamo, ma anche i bambini vaccinati si ammalano, non della malattia per cui si sono vaccinati, sì, di tutte le altre 600.000. Come fai a considerare una persona sana una minaccia per la salute? Capite che non c'è... In futuro forse si ammalerà, e io forse in futuro stuprerò gente, o le ucciderò con l'accetta, allora cosa fai? Mi arresti adesso? No, cosa vuol dire? Cosa vuol dire che in futuro, secondo la statistica, forse allora oggi sei obbligato a fare... Cioè, veramente, capite che di una illogicità tale che qualunque persona dotata di raziocinio elementare ci arriva che qui c'è qualcosa che non quadra, no? Eppure ti rispondono: allora tu vuoi abolire la scienza. Ma chi l'ha mai detto? Sei contro i vaccini? Che cazzo ha mai detto anche quello? No. Io dico solo che qui ci sono delle cose che non hanno senso, bisogna che me le spieghiate. Poi appunto vai a vedere i dettagli di tutta una serie di cose e resti ancora più basito, e ti dicono: c'è l'emergenza, qual è l'emergenza? Il morbillo, c'è il morbillo. Vai a vedere i dati, il morbillo non solo è sempre esistito, ma ha sempre avuto gli stessi numeri. Se tu vedi con le coperture che variavano, i numeri di casi di morbillo erano quasi identici nell'arco degli ultimi 11 anni. In Italia, in Europa, poi vai a vedere quali sono gli effettivi condizioni, e scopri che la percentuale di persone che pigliano il morbillo è lo 0,0027%, 0,0027%, con qualche numerino dietro. C'è una roba, i fulmini ammazzano 45 volte di più,
Noi siamo qua a vietare a bambini sani di entrare negli asili perché temiamo che si ammalino di morbillo un domani e infettino un immunodepresso, che ce n'è uno su 100.000. Cazzo, e per tutta sta barafana qua, per cosa? Per una roba che ha la probabilità di morire 1 su 40 milioni in Italia. Ma solo un pazzo può crederci e ripetere una cosa, eppure è diventata la realtà. Perché? Perché ci credono. Scusa, ma il morbillo, rosolia, quelle malattie lì sono sempre esistite, ci siamo sempre curati, ma senza con questa... ci vedevano insieme per Sì, anch'io da piccolo, non mi ricordo più se io o uno dei miei fratelli ha avuto il morbillo, siamo finiti tutti e tre a letto, l'abbiamo fatto tutti e tre, punto e basta, perché per inciso c'è chi sostiene, io non sono un medico. Adesso che differenza c'è? Non lo so, questo devi chiederlo a loro. Io non sono un medico, però per cui non mi azzardo a entrare negli aspetti che un medico magari può spiegare, valutare un po' meglio. Io mi fermo alla logica elementare. Io chiedo spiegazioni su queste cose e quando chiedo spiegazioni su queste cose non mi si risponde su queste cose. Mi si risponde che parlo di roba che non conosco. Che spiegamela. Non ho le competenze. Cazzo, per leggere ci arrivo, no? Nel senso, fammi leggere e vediamo, poi se proprio non capisco ti farò delle domande, no? Sono antiscientifico. Da quando? No? Poi sfrutto il dolore delle persone. Scusate, sfrutto il dolore delle persone perché dico che un bambino sano mi sembra un po' curioso che minacci la salute pubblica. Dov'è il nesso? Cioè, ti insultano, ti aggrediscono, ma tu allora vuoi che tornino le malattie? Io voglio che tornino le malattie, poi dove sono andate queste malattie? Che cazzo dove erano qua un attimo fa, sono andate via, adesso tornano se qualcuno non si va, ma che cosa vuol dire sta roba? Ma cioè, veramente è un livello di illogicità che, torno a dire, alla fine si chiude il cerchio, perché queste persone non sono né matte né sceme, sono persone normali, hanno deciso che ci credono. L'esperimento delle scimmie. Hanno deciso che ci credono. Qualcuno gli ha detto, c'è questa roba, c'è un rischio della Madonna, se non ci vacciniamo torna la peste bubbonica, c'è l'emergenza morbillo ma bisogna mettere 10 vaccini obbligatori e i bambini sani si ammaleranno e uccideranno tutti gli immunodepressi, per cui bisogna vaccinarli per forza, chi non lo fa è un assassino. E loro hanno deciso di crederci, anche se è illogico, anche se... E la domanda appunto che poi uno fa, perché hanno deciso di crederci? Anche persone razionali, anche persone... Hanno deciso di crederci per le cose di cui parlavo prima, perché quando in TV ti dicono che c'è il tornado, tu pensi non lo vedi, dici sono io che sbaglio, quindi c'è il tornado. E se poi un altro vicino ti dice guarda non lo vedo neanche io, secondo me non c'è, dici complottista del cazzo, no? Cioè, vuoi che io muoia col tornado, ce l'hai con me, no? Cioè, ti difendi, no? Perché hai fatto un investimento emotivo su questa roba. Per la religione, per il pensiero psicomagico, perché abbiamo paura, tutti viviamo, prima o poi moriamo. I nostri parenti, amici, conoscenti, qualcuno muore e ci restiamo male. Allora se qualcuno ti dice col 95% nessuno morirà mai più, viva il 95%! Veramente, adesso sto semplificando ovviamente, ma a livello inconscio è questo. Queste persone ci credono perché qualcuno a tavolino ha studiato cosa dirgli, che paure mettere in moto per muoverli in questa direzione. Diventano sostenitori la cavalleria che sostiene il pensiero, Però, i vatte che promuovono... ma la cosa interessante è che diventano sostenitori di cosa? Perché quando uno dice sono pro obbligo, cosa sta dicendo esattamente? Perché lui pensa sto difendendo gli immunodepressi, sto salvando i bambini dei terribili genitori Novax, ma cosa sta facendo a livello concreto? Sono pro obbligo. Cioè sono a favore del fatto che un'autorità non meglio definita decida cosa fare del mio corpo contro la mia volontà. Quindi essere pro obbligo è dire prendete i miei diritti e mandiamoli a fanculo. Cioè, vi prego, fatemi subito schiavo. Cioè, no. Allora, adesso capisco perché poi le persone come noi che magari per vari motivi si sono trovati di fronte a questo tipo di atteggiamenti sono anche sentiti, oltre che minacciati, no? Nel senso che non parlo degli idioti di internet, parlo minacciati dal punto di vista concreto, no? Un bambino viene cacciato o comunque marginato a vario titolo nella scuola, anche un adulto viene considerato male, viene un po' aggredito, insultato quando non sanzionato, eccetera. Per cui
capisco che ci sia questa sensazione di rabbia anche, quindi voglia in qualche modo di rivalsa, però secondo me è importante andare a capire che cosa è successo di là, cioè perché persone razionali si muovono su questo modello che sembra del tutto irrazionale e inspiegabile, no? Perché risponde alle esigenze, perché risponde a delle esigenze profondissime, il pensiero religioso. Cioè nel senso, noi siamo rimasti, questa è una riflessione che se non la facciamo a livello generale, ci caschiamo tutti insieme con mani e piedi. Noi siamo orfani di una roba che ci ha accompagnato la nostra specie per migliaia di anni, in cui noi trovavamo consolazione, sicurezza, raffronto, siamo molto spaventati, siamo una generazione che proprio per l'arrivo del pensiero razionale scientifico ha perso un'enorme spalla su cui ci appoggiavamo costantemente e quindi adesso abbiamo un bisogno disperato di spalle. Allora qualunque spalla ci sbattano lì, se è fatta bene, se è abbastanza, pum, ci tuffiamo mani e piedi. È da lì che poi sorge anche la rabbia e questi toni assurdi a volte, no? Tipo appunto scrivi una cosa dicendo non mi sembra che i dati statistici confermino questa cosa sui vaccini, ti rispondono tu devi morire all'inferno, tu e i tuoi familiari dovete ammalarvi e morire tra atroci sofferenze. Ma cosa ti ho fatto? Manco ti avessi rigato la macchina nuova, cioè qual è il problema? Ti ho detto una roba che non mi torna, dimmi che ho sbagliato, non so, ma dimmi anche semplicemente mi stai antipatico, insomma, perché questa rabbia ti fa capire che dietro c'è roba che fa male dentro, no? E in questo devo dire che sinceramente lo so che rientro nella categoria di chi vede i bastardi, però qualcuno ci ha giocato su, perché non è possibile che sta roba succeda in tutto il mondo così, no? Casualmente, no? A ondate dove delle ditte fanno degli investimenti, per cui secondo me della gente che ha studiato la roba che ho studiato io si è seduta a un tavolo e ha detto guarda possiamo far così, possiamo far così, possiamo far così e questo è quello che succede, questo è il mio parere, poi magari mi sbaglio. Anche perché se paghi la multa è così, tutto risolto. Non lo so, vedi, appunto tu stai dicendo è così anche lui, state dicendo che questa è la verità, no? Io posso dire, magari voi siete così sicuri che per voi è davvero la verità, io personalmente non lo so se è la verità, è una cosa che mi sembra molto ragionevole e cerco di analizzarla e a volte mi sembra effettivamente trovare delle conferme, a volte trovo delle cose che non mi convincono tanto, cerco di pensarci più, però ognuno fa a modo suo, cioè non ho ragione io, non ha ragione tu, non ha ragione loro, ognuno di noi però la vera differenza è tra chi si rende conto di cosa sta facendo e chi non capisce un cazzo, lo fa subendo le cose anche dentro se stesso. Per cui la mia spinta, il mio consiglio, quello su cui insisto sempre, è proprio sempre solo questo: guardatevi dentro, cioè mettete voi al centro. Sapete quando si dice mettere l'essere umano al centro sì, ma non è fuori di voi l'essere, siete voi l'essere umano, quindi mettete voi al centro. E dicono no, questo è egoismo. A parte che tutto è egoismo, per me non esiste un'altra roba che l'egoismo, ma il concetto è tu sei comunque quello che vede tutto il mondo che vede, cioè qualunque cosa, dai fiorellini alle bombe atomiche, all'obbligo vaccinale, alla gelosia, agli amici, a Stefano Re, ai libri, al clima, alle vacanze, sta dentro la vostra mente, quindi chiaramente voi siete il vostro universo, siete le regole del vostro universo. Poi da qui a dire che voi decidete anche le regole per tutto il resto dell'universo e degli altri c'è un passo piuttosto lungo. Io dico però sul vostro, pigliarsi la responsabilità, cominciare a conoscere, cercare di capire, di riconoscere, no? I percorsi, perché mi arrabbio, perché mi indigno, perché ho voglia di questa cosa e non di quella, in che direzione vado, questa cosa mi soddisfa davvero, ho imparato che mi deve soddisfare, quindi quando arriva dico che bello, anche se non me ne frega niente, cioè queste sono le domande che secondo me uno può fare su se stesso per conquistare pezzettini di gestione della sua esistenza e del mondo e quindi la responsabilità su questo. Andando in questa direzione, soprattutto se si insegnasse questa roba ai bambini, cioè immaginatevi una generazione a cui fin dall'asilo, all'elementare si insegna questa roba, a guardare i loro processi, fagli una pubblicità col Dash, lava più bianco, ti ridono in faccia. Digli che c'è il letal morbillo che li ucciderà se non vaccinano bambini sani perché minacciano la salute pubblica e dicono cosa stai dicendo? Cioè, esci da lì perché vedi, ti rendi conto che stanno stimolando la tua paura e dici da dove arriva sta paura? Come la gestisco sta paura, no? E quello secondo me, cioè riuscire, difatti l'educazione sarebbe la vera chiave, non faranno mai avvicinare i bambini per educare, difatti tra le cose che stanno succedendo proprio anche negli ultimi giorni è tutte le scuole che in qualche modo, no, vanno in questa direzione, cioè di prendere i bambini e cercare di portare le loro teste a cominciare a ragionare su se stessi, sulle cose, vengono sistematicamente attaccate. Allora, mi hai
praticamente risposto alla domanda che volevo farti. Visto che tu hai fatto un percorso non breve e quindi ci hai descritto praticamente il tuo percorso e proprio adesso hai dato delle soluzioni possibili, impossibili, indicazioni, diciamo. Ecco. Io vorrei da te, come finale, un distillato di consiglio. No, non me lo chiedere, non sono qualificato. Sai perché? Perché questa è una cosa, tra l'altro una volta ho letto una roba che io leggo quasi solo romanzi in realtà, i saggi ho smesso di leggerli anni fa perché mi irrito perché mi capita di leggere cose che sto pensando anch'io e dico cazzo non l'ha già detto lui, no? Mi viene nervoso, per cui cerco di non leggere i saggi, di scrivere roba, poi la gente mi dice l'hanno già scritto, io non lo sapevo, giuro, non lo sapevo, no? Con me stesso so che non lo sapevo, quindi mi sento a posto. No, una volta ho letto una cosa che diceva con l'età viene sempre più facile la tentazione, quando non si ha qualcosa di saggio da dire, di cercare di fabbricarsi saggezza in proprio, no? E venderla come saggezza. Ecco, io questa cosa qua devo dire che me stesso l'ho avvertita. Ci sono state diverse volte che mi sono accorto, soprattutto con le mie nipotine, no? Perché lì il distacco è più grande, no? Di aver voglia di dirgli delle frasi che abbiano un bel effetto e che un consiglio, segui questo, no? In realtà io personalmente diffido molto da questa roba con me stesso, cioè mi sento, per dirla chiara, un coglione a farlo perché soddisfa veramente me, cioè nel senso, mi fa sentire bene con me, no? Soprattutto se riesco a dire qualcosa in cui credo molto, ma da quello che ricordo io non serve niente a chi la riceve, perché diciamo per la mia esperienza qualsiasi approfondimento su noi stessi e sui nostri processi possiamo farlo solo noi e funziona solo se lo facciamo noi, tant'è vero che io per esempio non ho una grande opinione della psicanalisi perché non dico che non funzioni, ma dico che funzioni in un modo che io non trovo assolutamente sano, ok? Perché faccio spesso questo esempio quando parlo della psicanalisi, una persona che è gay e non lo sa, è sposato, va dallo psicanalista, lo psicanalista lo ascolta per 15 minuti e capisce che è gay, no? Allora, se lo psicanalista dovesse operare in termini di massima onestà, dovrebbe dirgli guarda, è tutto chiaro, sei gay e abbia risolto il problema, no? Però lui come reagirebbe? Gli direbbe che cazzo dici? Gli tirerebbe un pugno e se ne andrebbe via, no? Quindi lo psicanalista comincia a dirgli parlami della tua infanzia e 5 anni dopo, a furia di parlare di tutte le cose successe ieri, domani, i film, i libri e le cose, sarà lui, no? Quella persona che sta andando dallo psicanalista a dire allo psicanalista io stavo pensando ma se fossi gay, no? E lo psicanalista dirà è un'ipotesi da approfondire, no? E dopo 5 anni lui avvierà un percorso in cui, ecco, più o meno la psicanalisi quando è fatta al meglio funziona così. Perché? Perché comunque se non ci arrivi tu, non ti serve un cazzo. Cioè se un altro ti dice una cosa, tu su di te non è tua, non è nella tua testa comunque non la può usare. Anche se è una roba semplice, la capisci, la tua testa non la può usare, devi arrivarci tu, dall'interno. E difatti la psicanalisi quello che fa è farti venire voglia di arrivarci. Poi, dal mio punto di vista, il problema è proprio che ti ingravida, cioè lo psicanalista ti ingravida un po' di suo, no? ti spazza dentro un po' di roba sua mentre ti fa arrivare, per cui non lo trovo un percorso sano, ecco. Secondo me uno deve arrivarci da solo, anche se fa male, anche se... Difatti se ci pensate, la maggioranza delle evoluzioni nella vita di ciascuno di noi, almeno nella mia è così, ma tutte le persone con cui ho parlato me l'hanno confermato finora, arrivano quando ti fai male, arrivano quando sbatti da qualche parte, ti succede qualcosa che ti fai male e sei costretto a dire no, un attimo, sento male, qui devo capire, no? E allora cominci a farti domande, cominci a chiedere cose. Finché non arrivi a sbattere da qualche parte è molto difficile che riesci a rimettere in discussione i tuoi processi. Non è che se qualcuno te lo dice o leggi un libro evolvi. Al massimo succede il contrario, che qualcuno ti dà un consiglio o leggi un libro perché tu sei pronto a evolvere, no? E allora usi questa roba come una scusa per fare il tuo scatto. Per inciso, mi hanno chiesto di portare dei libri, io non ho più un soldo per cui non sono riuscito a stamparli i libri, però avevo delle copie di libri che avevo tempo fa, tra cui
Mindfucking 2, che è un libro che ho scritto a metà con Lorenzo Haidt, è interessante per un motivo specifico legato alla domanda che mi faceva lui adesso, perché a me aveva chiesto Alberto Castelvecchi, che aveva pubblicato il primo Mindfucking intorno al 2001-2002, mi aveva detto: vorrei che mi facessi un manuale con i consigli, distillato di consigli, no? E io ho detto: guarda, io il manuale mi sento a disagio a scriverlo, non è il mio approccio, posso fare una cosa in cui cerco di analizzare nel modo un po' più, come dire, pratico, no? Pragmatico, con degli esempi. E ho detto: ok, siamo andati avanti 2 anni, che continuavo a scrivere le cose, lui lo leggeva. Più manuale, non ce la faccio, più manuale, cazzo non ce la faccio, allora gli scrivevo un'altra roba, e avanti e indietro. Alla fine gli ho detto: senti, io non te lo scrivo il manuale, fallo scrivere a un altro. E lui ha detto: allora però lo scrivete in 2, no? Cioè, nel senso, perché voleva usare comunque il mio libro come volano, e allora ha chiesto a Lorenzo di scrivere la parte, appunto lui viene dalla PNL, di scrivere la parte operativa con i consigli, no? E difatti quei 5 libri che ho portato qua, che però dicono che sono già andati. Però Mindfucking 2 forse lo trovate ancora, è di Frodo, perché non mi pagano più le royalties del 2010, perché gli editori ogni tanto decidono che non è più il momento di pagare gli autori, anche se, e il contratto è scaduto nel 2012, però questi qua lo vendono lo stesso, per cui magari lo trovate ancora in giro da qualche parte da comprare. Io purtroppo non ne ho più copie, e siccome l'ho scritto assieme a Lorenzo non posso stamparlo di mio prima di prendere accordi con lui, al momento non li sto prendendo. Sì, ma non c'è problema, ti facciamo tornare, facciamo una giornata di seminario in cui ci spieghi tutto quello che spieghi nel libro, e quindi chi vuole poi può partecipare al seminario, giusto? Beh, allora, questa cosa del seminario aveva già prospettata lei, e io dico, io ho fatto delle cose che ho chiamato corsi, ma seminari, eccetera, però sono una roba completamente diversa, cioè nel senso, quello che ho fatto qua è una conferenza in cui chiacchiero, tocco gli argomenti, eccetera. I corsi sono una roba che hanno un impegno per chi viene molto più elevato, perché non sono un dialogo in cui appunto al massimo c'è domanda e risposta, sono delle cose in cui vado molto a persona e si seguono delle tabelle prefissate, è una cosa un pochino più forte, più potente, non è detto che tutti siano interessati, eccetera, per cui se c'è interesse se ne può parlare volentieri, io sono contentissimo di farlo. Tutti no, ma noi siamo già un gruppo di 4-5 persone che ci avevamo pensato, quindi se qui in sala ci fosse qualcuno disponibile, nel caso facciamo un gruppetto ovviamente di 20-30 può essere persone e ci interessante. passiamo una giornata con te, quindi... Se proprio ci avete voglia, io ve lo dico, a vostro rischio e pericolo. C'era una domanda? Sì, non è propriamente una domanda, è una mia considerazione, e che magari può creare uno spunto, perché non è precisamente una domanda, è uno stato nel quale io mi sono trovata per quanto riguarda il cibo, cioè sul fatto del mangiare carne. Sembra una cosa così banale, detta così, ok, non è questo il punto. Proprio sulla schizofrenia cognitiva che c'è nel amare il cane, il gatto, come si dice, e mangiare tranquillamente la bistecca, ma non è solo questo il punto, che è già stato, ma come sia una cosa così omologante. Io quando ho smesso di mangiare carne, come quando ho smesso di fumare, no? Cioè l'atteggiamento mentale è: ma io come facevo a farlo? E soprattutto ora, quando io vedo una persona che mangia carne, devo fare uno sforzo mentale, cioè mi devo ricordare dei macelli, perché l'omologazione, evidentemente la frequenza omologante, non mi dà fastidio se uno mangia una bistecca, per quanto mi riguarda. E soprattutto l'aggressività che c'è o nel vegetariano o nel vegano nell'additare quella persona come un criminale, quando tu, e io mi ritrovo sempre a fare questa domanda, scusa, dici, ma tu sei nato così oppure a un certo punto hai deciso? E perché hai deciso? Qual è stato, cosa è scattato dentro di te per aver deciso? E la persona che fa il lavoro di macellare un animale, di quella persona non te ne frega un cazzo di come sta, che ci sono tantissimi suicidi tra le persone che uccidono gli animali, e oltre alla sofferenza dell'animale c'è la sofferenza di quella persona che tu dici sì, ma è un essere umano che ragiona e fa. E allora da lì mi riallaccio che ho appena visto il film La banalità del male, quando si parla del nazista che tu lo vedi tranquillamente che risponde,
come Matrix insegna, programmati per eseguire ordini, come in Biglino viene fuori. Cioè, sì, ma io ho eseguito degli ordini e quella persona non ti fa cioè, compassione, che è la pena a una frequenza più bassa, nella situazione nella quale si trova, cioè dove realmente considero vittima e carnefice allo stesso modo. Ecco, ho detto questo perché è una cosa che su di me mi ha sempre... Dice, ma io comunque la mangiavo, sapevo benissimo come quando fumavo, però la mangiavo, non mi fregava un cazzo, mi piaceva, cioè, e questa dicotomia mi ha, quindi ho detto più cose, no? Cioè più punti. Basta, sì. Così, questo devo dire. Ovviamente mi hai fatto venire in mente moltissime cose, però su una cosa volevo diciamo, rilanciarla. È una cosa che ho letto e scriveva Gian Domenico Giannetto, anche se probabilmente anche lui l'ha presa da qualche parte, però che era quella battuta che dice mangi appunto, cioè se qualcuno uccide un cane per mangiarlo dici barbaro, folle, no? Se qualcuno uccide un gatto per mangiarlo, pazzo, criminale. Se qualcuno dice che non mangia, no, carne di animali perché non vuole mangiare animali ammazzati, estremista. No? Cioè, questo è interessante questa cosa, no? Per cui, che poi se ci pensi l'estremismo lo vedi sempre, no? Negli altri, non vedi mai, non ti accorgi dei tuoi sistemi percettivi. È il solito discorso che dicevo prima, no? Che siamo fin da bambini siamo abituati a osservare gli altri e a valutarli sulla base dei criteri che abbiamo abbracciato, dei paradigmi dentro cui viviamo, ma non riusciamo a guardare noi, che invece è la chiave di tutto, perché una volta che guardi te, come nel tuo caso tu ti accorgi dei tuoi percorsi e delle cose, capisci anche meglio gli altri, cioè riesci anche immediatamente a diventare più empatico con gli altri, a comprendere i percorsi che fanno, anche quelli che ti trovi più irritanti. Una delle cose che a me è rimasta impressa, l'ho legata con quello che ha detto lei, no? Nel senso che a me lo ordinavano e lo facevo. E questo qui mi ha fatto ricordare la dittatura, per esempio argentina, dove io sono stata 50 anni là. E mio figlio, quando siamo andati in Argentina, lui, quando siamo andati in Argentina, lui era molto creativo, faceva dei disegni straordinari. Arrivati là, nella dittatura, c'erano cose che non potevano fare. Per esempio, non potevano scrivere quello che la maestra non le aveva insegnato. Quando era già a seconda classe, secondo anno, lui già non disegnava più. E quando ha finito le scuole elementari, che io gli dicevo, ma guarda, cerca, no, la maestra chiede solo questo, io non faccio più di quello che chiede, no? L'autocensura, quello è. Ma poi diciamo le dittature in qualche modo sono diventate dei simboli per noi molto facili da identificare proprio dei processi peggiori, no? Di condizionamento di massa, di modificazione percettiva soprattutto dei ragazzini, pensate alla gioventù hitleriana, ai Balil, eccetera. Però esattamente come con l'esempio del calcio, il problema è che quando queste cose ci avvengono direttamente di fianco non ce ne accorgiamo. Cioè, c'è una cosa che ultimamente per esempio sto osservando molto e mi piacerebbe avere tempo di approfondire, magari di studiare un po' di più e scriverci qualcosa, è il rapporto che stiamo avendo con la tecnologia, in particolare con la rete, con internet, perché una riflessione che ho fatto di recente su questo è che la realtà virtuale sta diventando per noi, al nostro interno, più reale della realtà non virtuale. Se ci pensate, quando uno mangia una pizza o fa una vacanza, perché è reale? Ai suoi occhi e perché ha il feedback di chi? Delle persone con cui condivide questa cosa. Solo che nella vita reale con quante persone condividi la vacanza? 10, 20? Non so, se proprio frequenti tante persone, 30, no? Se tu lo metti sul tuo profilo 500 persone, 1000 persone ti danno il like, ti commentano che bello quel mare, allora paradossalmente tu non ci sei neanche andato in vacanza, se metti quella foto di quella vacanza ma per 1000 persone te la commentano, diventa più reale di una vacanza vera che hai fatto e non lo sa nessuno. E questa cosa è uno dei processi che ci stanno capitando e non ce ne accorgiamo, no? Però se pensate agli sviluppi di questo, se la realtà diventa quello che c'è in rete, in base al feedback,
e qualcuno è in grado di decidere cosa ci sia o non ci sia in rete, ecco che dalla realtà vera scompaiono cose, oppure compaiono cose nella realtà finta che non ci sono e noi ci crederemo. Per cui anche per quello rendersi conto di cosa sta accadendo. Certo tu dici vedo le dittature, però vedi le dittature è qualcosa sulla quale abbiamo riflettuto. Non so se ci sono ancora gli anticorpi, però abbiamo a suo tempo riflettuto, mentre sulle cose che ci stanno capitando adesso non facciamo a tempo a riflettere, sono così veloci che non facciamo a tempo. A differenza delle dittature di una volta, quelle di una volta, come quella argentina anche, si vedevano. Quelle che c'è adesso non si vede. Quello che c'è adesso qua non si vede. Che di più non si può vedere, nel senso che se qualcuno la vede è un complottista, cioè nel senso prima almeno c'era la dittatura e il resto del mondo diceva c'è una dittatura, adesso c'è la dittatura di fatto, ma chi ne parla è pazzo. Cioè, Assange viene arrestato perché si è azzardato a dire delle cose che non andavano dette, ma che furbista, cioè, e noi viviamo dentro sta roba. Proprio tornando al discorso che diceva la signora dell'Argentina, proprio ieri o l'altro ieri con mio nipote che è bravissimo a scuola, tutti 9 e 10, ma bravissimo e studia con passione, oggi, anzi o ieri, le ho detto ma scusa dico, tu non vi fanno mai fare qualcosa di vostro, con la vostra fantasia? Perché proprio ho scoperto che anche se qui dicono, non definiscono dittatura, mi rendo conto che sono ragazzi che li stanno costruendo, ma proprio, cioè io mi sto chiedendo, sto bambino era bravissimo a disegnare, tuttora prende 9, 10 eccetera, però prima lo faceva con stimolo, adesso se il professore glielo dice o studia storia dell'arte, fa la terza media, lo fa volentieri, bravo, non hanno più una loro interiorità, il rapporto anche con la natura, con loro stessi, io vedo che li stanno rovinando. E io mi sto chiedendo, tecnologia eccetera, qui c'è qualcosa di mirato, che lo sappiamo, proprio per costruire persone che non abbiano una loro identità e una loro creatività. E questo mi fa male perché io sto vedendo... Fa paura, ma adesso veramente pensate a questa cosa, l'abbiamo sentita, queste cose che sentiamo continuamente succedere e diciamo beh succede come se... I medici, no? I medici sono un tipo di tecnico, ok? Sta classe dei tecnici viene allevata oramai da un bel po' a scuderia con una vincola all'ortodossia spaventoso e chiunque se ne dissocia viene radiato, allontanato, invalidato, squalificato, insultato, dappertutto, no? A reti unificate. Un medico che tortura i suoi pazienti per divertimento, viene beccato a dirlo in intercettazioni telefoniche, un medico che piglia tangenti, un medico che... non lo radiano. Chi radiano? Chi mette in dubbio qualsiasi, adesso a parte i vaccini, qualsiasi ortodossia, qualsiasi regola dell'allevamento a scuderia, cioè il crimine è quello, il crimine è uscire dall'orizzonte che ti hanno tracciato come linea guida dentro cui devi stare e vivere. Quando è partita questa follia vaccinale, è stato stretto il laccio così in fretta che pediatri che fino all'anno prima dicevano alla stessa famiglia non c'è bisogno che vaccini tuo figlio, anzi, vista la situazione, già l'anno dopo dicevano devi assolutamente vaccinare tuo figlio. Cioè, che cosa è successo? È sbattuto la testa? No, è che è diventato una necessità dirlo. Ancora prima, a parte le radiazioni che sono, se vuoi, appunto il livello ultimo, no? Cioè il momento in cui metti in discussione una roba e ti sanzionano, ma diventa una sanzione sociale. Sei in mezzo agli altri medici e dici, ma io non è che mi fidi molto dei vaccini. Cosa? Capito, no? E quindi per tutti, controllo sociale, controllo interno, controllo esterno, si crea questa struttura di chiusura mentale. Ora, prima una cosa, quando si parlava di dittature, no? E di quello che io chiamo mindfucking, quello su cui ho scritto i libri, cioè modelli di modificazione percettiva di massa. Noi viviamo dentro delle realtà disegnate enormi che quando scopriamo che sono delle balle cadiamo dalla sedia. Io una cosa che ho scoperto non molto tempo fa, io da bambino vedevo ovviamente i film che ho visto, come tutti, leggevo i libri a scuola, mi insegnavano le cose, e io ero convinto che i nazisti in Europa li avessero sconfitti gli americani.
Cioè che sono arrivati gli americani e l'ho visto in tutti i film, no? Sbarcano, Johnny, prendiamo la collina, no? Ci sono il bunker dei maledetti tedeschi, no? E allora poi alla fine Hitler si suicida, evviva, abbiamo vinto, l'Italia è libera, il mondo è libero, no? Gli americani ci hanno. Poi vai a vedere cosa è successo davvero, i fatti, e scopri che gli americani hanno fatto un 15% o meno, l'80% l'hanno fatto i russi, il resto l'hanno fatto gli alleati in varia misura, ma cioè, però nella nostra mente no, perché? Perché noi abbiamo visto 3.000 film di Hollywood, nessuno dei film di Stalin, ovviamente, primo perché Stalin era uno stronzo, secondo perché, però al di là di quello il concetto è che noi viviamo dentro una realtà immaginaria, tanto è vero, e questo ho letto un sondaggio che è veramente impressionante, che le persone che erano vissute durante la guerra in Francia sapevano questa cosa, per cui quando gli dicevi qual è la percentuale, no, di sforzo bellico fatto sul territorio europeo, ti dicevano i russi circa l'80%, cioè i ragazzi che nascono oggi ti dicono gli americani il 90%, perché oramai vivono dentro questa realtà costruita a tavolino, e capite che dopo 4 generazioni di realtà costruita a tavolino gli anziani muoiono, basta, la realtà è quella, si è riscritta la storia, no? Allora qui il mio invito diventa, come dire, un doppio carpiato mortale. Esattamente come la realtà che decidiamo adesso noi com'è, anche la realtà storica è quello che decidiamo. L'unica differenza, per questo dico, io non cerco la verità, non lo so io, per quanto ne so l'Europa magari il nazismo non c'è mai stato. Magari è una cosa che ci ha raccontato e che le persone che c'erano lì in qualche modo hanno visto delle cose ma poi erano diverse. Non lo so, io non so se esiste la verità, non lo so. Non so neanche se siamo davvero in questa sala o se sono io in un bacello di Matrix. L'unica cosa che per me è importante è assumersi la responsabilità su quello che decidiamo di credere. Allora se io decido di credere che i russi hanno liberato l'80% in base a quei dati che io considero affidabili e che invece il fatto che gli americani abbiano liberato tutti è una balla dovuta ai film, è una mia responsabilità, non è la verità, ok? È una cosa che io, sulla base di quello che ho vissuto e leggo, decido di assumermi la responsabilità di credere e poi magari anche di cambiare idea, perché no? Bisogna dire mica che uno una volta che... Però questo è quello che fa la differenza, essere consapevoli dei propri processi, non ubbidire ai propri processi, dovunque ti portino, anche nella cosa che ti sembra la più importante, la migliore del mondo, no? Domandarselo sempre. Abbiamo terminato, vi ringrazio di essere rimasti fino a quest'ora, ringraziamo Stefano, alla prossima volta. Grazie a voi, è stato bello.